Della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Sponsored by www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Un cordiale buon pomeriggio, buona domenica da Stefano Bolotta. Siamo qui a LCN Stadio, negli studi di Via Oslavia, per raccontarvi quella che sarà la partita di oggi del Lecco impegnato al Martelli di Mantova. Un saluto agli ospiti di questa giornata. Giuseppe Mazzoleni, ciao Beppe, bentornato. Grazie Stefano, buon pomeriggio e buona partita a tutti. Buona partita anche a Stefano Menegatti, ciao Stefano. Ciao a tutti. In regia come sempre Fausto Riva che salutiamo, ci colleghiamo a breve con Albino Alborghetti che ci aspetta da Mantova per raccontare quella che sono le sensazioni della vigilia di questa partita, naturalmente molto importante perché l'Ecco vuole continuare, no? La bella porzione di campionato che comunque sta mettendo insieme la formazione di Zironelli, lo fa sul campo di una squadra, il Mantova, che ha colto una sola vittoria nelle prime 8 giornate di campionato. Ciao Albino, mi senti? Assolutamente Stefano, buongiorno a te con una bella giornata di sole qui dallo stadio Martelli di Mantova, che peraltro è abbastanza vuoto, devo dire. Sì, quindi sì, poco pochissimi spettatori. Poco pubblico, devo anche dire, io è uno stadio in cui torno sempre volentieri perché Mantova è una città che conosco bene, che ho frequentato anche per motivi di professione e lavoro, ma devo dire che l'organizzazione di questa società calcistica al ricevimento non è al meglio, sono abbastanza disorganizzati. Sì, insomma ci dai queste notizie. Naturalmente una partita, Albino, abbiamo detto molto importante, l'Ecco vuole continuare dopo la vittoria con il Padova, naturalmente la capolista, dare continuità a questa striscia di campionato che la sta riportando, no? In alto in classifica. Zironelli lo fa affidandosi a quelli che sono gli uomini comunque più in forma, che stanno dando maggiori garanzie, per quanto poi chi entra dalla panchina fa il suo, però non ci sono sorprese, diciamo, di formazione. Abbiamo perso Albino? No, sì, ti sento, sì. Scusa, c'è un inghippo fisico. Allora, mi puoi ripetere perché ti ho perso anch'io, non so qui. Certo, no, figurati, noi dicevamo che Zironelli si affida agli 11 che in questo momento danno maggiori garanzie, non ci sono grosse novità di formazione. Tu giustamente Stefano alludi ai due di centrocampo, Craia e Mancini, che bene hanno fatto nella partita col Padova. Sì. Anche io mi aspettavo un rito di loro, però secondo me è giusto ripartire con quelli che hanno fatto bene nella scorsa partita, che è una bella vittoria e una vittoria direi anche memorabile. Assolutamente, l'ora che sarà pronto a entrare dopo la squalifica, rientra dalla panchina probabilmente nella ripresa. Che tipo di Mantova ti aspetti, Albino? Una squadra che comunque ha 8 reti fatte, 9 subite, ha pareggiato 5 volte, una squadra che pareggia, è la squadra che pareggia di più nel girone. Ma è una squadra secondo me che ha degli ottimi elementi, uno che in panchina speriamo non entri, e De Cecco, che sempre un po' castigati, un altro è Guccione che francamente non sono neanche riuscito a guardare le scritte perché sono scritte talmente chiaro che non si leggono neanche con gli occhiali, e questo fa parte della disorganizzazione che dicevo prima. Però ecco, l'altro Guccione, cioè, sono questi i giocatori che mi spaventano di più. Poi c'è dentro anche una serie di altri mestieranti nella serie che non si fanno mettere i piedi in testa. Certo, assolutamente, sono dunque da tenere d'occhio. La scorsa settimana ti avevamo chiesto chi poteva essere il giocatore che poteva, no, fare la differenza nell'Ecco, te lo chiediamo anche oggi, visto che ultimamente ci hai preso spesso, Albino, un giocatore che può... Allora io ti ripeto, e lo faccio anche per ottimismo,
dico Tordini, Ok. ma è coadiuvato da Iocolano. Ok, aspettiamo naturalmente entrambi stanno dando... E aggiungo, Stefano, se me lo consenti, il play davanti, Federico Mastroianni. Assolutamente. Vediamo se riusciranno a replicare la bella prestazione anche individuale, no, che hanno messo in campo la scorsa domenica contro il Padova. Va bene Albino, ti lasciamo, se non ci sono altri aggiornamenti ci ritroviamo però alla fine dei primi 45 minuti. Sì, aggiungo solo che il campo è in perfette condizioni, sembra anche ben tenuto e quindi direi che si potrà vedere una buona partita. Assolutamente ce lo auguriamo. Grazie Albino, a più tardi allora e buon match. A dopo e poi buon match anche a voi. Rientriamo in studio, una veloce lettura a quelle che sono le formazioni della sfida del Martelli, con il Mantova che schiera Tosi con una linea 4, Esposito, Checchi, Milillo e Dar. Vedete intanto anche le formazioni in grafica se ci seguite su YouTube. Ricordiamo naturalmente che potete seguirci sia in radio Lecco Channel sia sul nostro canale YouTube anche in video. Messori, Ziber e Gerbaudo a centrocampo, Paudice è la punta centrale coadiuvata da Guccione e Bertini, come ha detto bene Albino, De Senco che è un po' lo spauracchio del marcatore, il capocannoniere stagionale dei Virgiliani con 3 reti, oggi in panchina. Il Lecco invece schiera Pissardo con Merlisala, Marzolati e Enrici, la linea 3 difensiva, Zeliak confermato sulla fascia con Zambataro dall'altra parte, ci sono Kraja che gioca nonostante il ritorno alla squalifica di Lora, perché Crai ha fatto bene comunque nelle ultime partite, con Masini in mezzo. Davanti naturalmente la qualità la dovranno dare Iocolano e Tordini, con Mastroianni in punta centrale. Beppe, i tre davanti che stanno veramente facendo bene, sembrano trovarsi a meraviglia e garantire qualità e anche gol in questo momento al Lecco. Hai detto perfettamente. Io tra l'altro dopo il bel gol di Tordini che contro il Padova l'ho rivisto rivitalizzato. Ricordiamo che a Fiorenzuola era stato messo in panchina anche perché nella partita precedente si era un po' spento, non era quello di inizio campionato. Mastroianni lo conosciamo, è un centravanti di posizione che davanti tra l'altro ha fatto anche un bel gol contro il Padova. Il tutto li vedo spinti da uno Zambataro che lo vedo in gamba fin dall'inizio della stagione, insomma formazione quella che ritengo io tipo titolare e che può far bene, anzi io spero, sono convinto che debba far bene, perché in quel di Mantova purtroppo tutti i blucelesti hanno un bruttissimo ricordo. Assolutamente, infatti è quello che volevo poi chiedere a Stefano, visto che ci ricordiamo purtroppo quella giornata rivedendo le immagini del Martelli, desolato, vuoto, come ci ha detto Albino, è uno stadio molto grande, circa 7.500 posti la capienza, però insomma l'inizio di stagione del Mantova evidentemente non è stato anche dei migliori, se forse questo non aiuta. Sì, è un po' una squadra, visto 5 pareggi, tanti pareggi, quindi magari è una formazione un po' ludosa, tra virgolette, quella che magari può ti aspetti una partita impantanata. Non conosco la squadra, però vedendo i risultati, 5 pareggi sono sui risultati, diciamo, sono tanti, sì. Esatto, come un po' il contrario nostro, che abbiamo fatto vittorie e sconfitte, quindi un po' di curiosità da quel punto di vista. Poi sono d'accordo con voi quando avete detto un po' della conferma, e anche a centrocampo il mister ha fatto capire bene che gioca chi è in forma, perché Lora dopo l'espulsione non rientra automaticamente titolare, perché Crai ha fatto vedere di essere in palla, quindi un po' anche, diciamo, tra virgolette, gestione del gruppo da parte del mister, che mi trova abbastanza d'accordo. Poi tutto il resto è quello che, diciamo, ci è piaciuto fino ad ora, è tutto in campo. Fino adesso impeccabile, no? Abbiamo detto più volte la gestione anche del campo e anche fuori dal campo da parte del mister, e in questo momento anche della società bluceleste, no? Un inizio di stagione sicuramente tranquillo sotto tutti i punti di vista, nonostante poi qualche passo falso, come per esempio quello di Trieste o quello di Fiorenzuola, però insomma non ha minato assolutamente quello che è uno spirito di gruppo che sembra molto positivo in questo momento. Solo un appunto riguardo Mantova, appunto, pessimi ricordi, soprattutto non tanto della partita in sé, ma di tutto quello che accompagnò la partita, sia nel pre che, diciamo, nel pre a Lecco, nel pre a Mantova e nella partita di Mantova in sé, quindi veramente
Naturalmente brutti ricordi chi ci guarda lo sa, ci stiamo riferendo al play-out, no, del 2012. L'unica cosa che ricordo positiva fu un pranzo in una trattoria di Mantova veramente molto buono, però l'unico veramente ricordo positivo che possiamo avere di quella maledetta giornata. Secondo me di bello era stato anche l'applauso a fine partita alla squadra e comunque anche fuori durante diciamo il post partita c'era stato proprio quasi un funerale di gruppo, non so come dirlo, quindi tra l'altro ancora oggi abbiamo ancora reminiscenze, perché ho visto che Simone Pizzuti ancora è sul pezzo, si ricorda anche lui di quei tempi, quindi era uno dei protagonisti, Simone. È iniziata la partita da 30 secondi, non abbiamo nominato quella che è la quaterna arbitrale, con Francesco Luciani, la sezione 1 di Roma, che è il direttore di gara, con Alex Cavallina di Parma e Veronica Bettorel di Latina sono gli assistenti. Il quarto uomo è Andrea Bordini, la sezione di Bassano del Grappa. C'è una rimessa dal fondo per il Mantova proprio sotto la curva Te, che insomma questa gradinata enorme che fa sempre un po' impressione, nonostante poi quest'oggi sia comunque poco affollata. Sì, anche la curva, non so se penso sia la curva sud dello stadio, è abbastanza, no scusa, nord, una enorme curva di tubi innocenti. Intanto però attenzione, Tordini fermato però, senza fallo. Subito raddoppiato. Un'enorme curva di tubi innocenti che mi sembra anche abbastanza sguarnita anche lei. Mentre adesso Craia recupera un buon pallone, vediamo che Lecco prova subito, ma Tordini ancora un po'. Tordini 2 volte subito raddoppiato, potrebbe esserci una sorta di gabbia attorno a Tordini, nel senso che le altre squadre iniziano a conoscerlo adesso? No, innanzitutto volevo descrivere giornata molto soleggiata come qua a Lecco. Vediamo un bellissimo cielo azzurro. Campo in perfette condizioni e d'altra parte Tordini ormai se lo deve aspettare, è un giocatore che non può più cogliere di sorpresa, di conseguenza penso che avrà una marcatura di tutto rispetto, per cui sarà anche per lui piuttosto difficile trovare gli spazi. Intanto punizione. Bertini ha guadagnato la punizione davanti alla panchina del Mantova e adesso sta andando anche la battuta. Le formazioni sono schierate sulla linea dell'area di rigore, c'è qualche conciliabolo ancora, ma dovrebbe poter procedere adesso con la battuta. Il numero 18 biancorosso con pissato abbastanza fuori dai pali, vediamo c'è la ribattuta della difesa Mastroianni per proprio in due sandwich su Tordini. Dà proprio l'impressione che lo stiano cercando anche con una certa tra virgolette cattiveria agonistica, un po' per, invece una volta spaventarlo subito, un po' è uno dei migliori giocatori avversari. Vediamo il fallo, regola universale del calcio che è Barrel che qua Darrell inutilmente, perché c'era già il compagno sul pallone, è andato a dare una spallata giusto per chiudere la serie. Qui sbracciata in faccia a Iocolano, non sanzionata. Iocolano già dall'ultima partita ci ricordiamo, è abbastanza vittima di questi colpi al volto. Sempre veramente tanto si rifugia in rimessa laterale Enrici. Uno Iocolano che sta trovando però grande continuità. Rispetto forse anche agli ultimi due anni scorsi, nonostante magari non sia andato molte volte in rete, però ha ispirato veramente molte delle azioni che poi sono sfociate in gol bluecelesti, quindi e poi partecipa appunto continuamente, mentre magari l'anno scorso andava a spazi anche con gol, a volte magari un po' estraendo il coniglio dal cappello. Eccolo infatti sulla destra che attacca, c'è solo Tordini in mezzo all'area, Iocolano rallenta, una deviazione poco fuori area, la conclusione ancora Craia, tutto regolare era. Sì, perché arrivava da dietro Craia, che fosse stato lui stesso, andava la prima conclusione, non c'è fallo, un po' deviata sul palo e poi diciamo rinculando verso l'area di rigore dopo la conclusione si è trovato ancora lui, Craia, deviata dei pali e poi ha mattato completamente la palla. La ciccata e la palla gli rimbalza addosso e gli finisce in testa, proprio goffo purtroppo la seconda conclusione di Craia. Sarebbe stata da vedere forse la posizione di Tordini, perché è lui che prende con la nuca la conclusione di Craia e la manda sul palo, era in mezzo all'area. Craia è bravissimo perché ha seguito lo sviluppo dell'azione ed è riuscito veramente a beffare tutti. Probabilmente era regolare perché c'era Tordini e Mastroianni si ferma e c'era Checchi in mezzo all'area che lo teneva in gioco probabilmente. Grande occasione per il Lecco.
un po', diciamo, un po' confusa, però diciamo che la seconda di Craia fosse anche più clamorosa del palo, perché sarebbe bastato proprio anche col ginocchio forse tirarla in porta. Non ho capito come ha fatto a mancarla, è arrivato un po' scordinato. Magari ha rimbalzato anche male. Oppure doveva aspettarsela, perché ha seguito bene lo sviluppo dell'azione. No, secondo me centralmente è arrivato col passo sbagliato e se l'è trovata fuori posto. Sì, perché lui proprio ha tirato in corsa, e sulla corsa si è ritrovato ancora il pallone dopo il palo e l'ha mancato. Proprio l'ha masticata, proprio classica vabbè. Peccato, perché sarebbe stata veramente un gol bello e importante dopo 4 minuti. Sarebbe stato quasi come si faceva quando giocavamo noi l'auto-assist, tirandola sul muro. Bravo. Pure un po' tipo la classica foto da calcetto Balilla, no? Sì. Esatto. Ti ritorna indietro dal portiere e subito al volo. Però vabbè, ecco c'è, Sì, sesto minuto, diciamo che dietro è ordinato, è il solito Lecco, capace di manovrare attentamente, però come l'ho detto subito sbagliato la palla. Però rimedia il centro dell'area Marzorati, Iocolano sta partendo subito velocissimo. Iocolano deve allargarsi Mastroianni, vediamo adesso si butta Seliak in area, Mastroianni va basso, non riesce ad arrivare a Seliak, però peccato, perché gli spazi ci sono, però adesso ancora recupero palla di Merli Sala che pensa al cross, poi ci ripensa giustamente. Mantova che quando ha il possesso palla e supera la metà campo dell'Lecco, dietro non è molto compatto, perché lascia spazio per queste ripartenze veloci dell'Lecco. Gli spazi per provare a fare male alla porta di Tosi ci sono. Sì, gioca con questi tre davanti che spesso e volentieri stanno molto isolati in avanti, quindi magari si scoprono un po'. Adesso Craia, il tentativo di cambio di gioco bellissimo, Seliak aggancia, poi è bravo il terzino Darrell, questo terzino che avrei tentato un cross al volo in mezzo. Sì. Stiamo mancando un pochino, cioè arriviamo con grande facilità nell'area, comunque a ridosso dell'area del Mantova, ma poi manca sempre un po' il controllo di palla, una giocata lì negli ultimi 20 metri. Perché qui c'è stato un lancio lungo sulla destra per Seliak, che ha optato Craia ancora, però non riesce. Attenzione il retro passaggio. Craia sta dimostrando perché Zironelli sta dando fiducia. Sì, è una pressione a tutto campo. Magari nel secondo tempo, quando sarà stanco, inserirà l'ora. Esatto. Insomma, tante carte da giocare anche dalla panchina di dicevo, questo cross lungo che io avrei optato per un piattone in mezzo al volo. Seliak ha preferito stopparla e ha fatto intervenire il difensore che ha avuto la meglio. Adesso attenzione, bravo Pissardo, la cava Pissardo bene, con la pressione dell'avversario, poi Seliak fa partire un campanile, Milillo, fase confusa a centrocampo, Craia Seliak attaccato, vediamo, solo ancora c'era un fallo. Sì, no, è andato anche a parlare al giocatore del Mantova, perché non è stato un fallo esatto, bellissimo di Darrell, che la palla già data via. È già al secondo, terzo fallo abbastanza pesante. Ma l'Ecco, tra l'altro, che stavo facendo un po' è abbastanza strano il centrocampo dell'Ecco, perché non c'è un vero e proprio fautore del gioco, un perno, quindi tutti e due continuano a frullare e alla fine è sempre Iocolano che viene a prendersi il pallone, quindi un po' anche per questo forse è più addentro nel gioco di Zironelli, al contrario di Lora che invece fa proprio da regista. Sia Masini che Craia non lo sono, quindi stanno però recuperando anche in questi primi 8 minuti di partita tanti palloni, soprattutto Craia, ma mette grande energia, non danno riferimenti al centrocampo avversario. Attenzione a palla dentro, bravo Enrici a buttarla fuori. Per quello che vedo comunque il Mantova ci prova, non assolutamente. Partita molto aperta. Esatto, non c'è un padrone della partita. Attenzione, ancora un colpo di testa da retrogolare blu celeste a liberare verso Enrici, poi Zambataro allunga, vediamo, tiene palla dentro Tordini che poi in mezzo a due uomini non riesce a sgusciare, arriva Enrici, non riescono a portare via palla ai mantovani, poi alla fine Enrici con un fallo, però proprio davanti alla guardalinea, è entrato in tackle, alza la bandierina, forse col piede un po' martello, vediamo. Viene chiamato alla calma il signor Luciani di Roma 1, che non sta ancora ammonendo, sta preferendo il dialogo.
Vediamo Tordini che non tiene palla, poi sì, era da giallo anche lui. Sarebbe dato anche da giallo perché a piede fallo ci stava sulla palla, ma è il classico colpo che poi dalla palla al piede va su a martello verso la gamba dell'avversario. L'entrata non era pulitissima, per così dire. Calcio di punizione per il Mantova, allora, che va con il capitano Guccione. Dalla destra, lato corto, c'è un solo uomo in barriera per Pissardo. Vediamo, la battuta, siamo nel 10° minuto. Pissardo fa su la palla, poi deve aspettare visto il pressing di Milillo. Pissardo, insomma, che naturalmente sta dando grande sicurezza alla difesa, stabilità alla difesa, lo vedo determinato, e questo inizio di stagione la girata, non ha ancora vediamo commesso Masini errori. che guadagna l'angolo, la rimessa laterale. Anzi, era Mastroianni addirittura che si è lanciato sulla fascia. Mastroianni, altro giocatore che dimostra di stare veramente molto bene, no? In questo inizio di stagione bluceleste, e che si è riscattato dopo una stagione comunque un po' in chiaroscuro, quella dell'anno scorso, nonostante poi fosse riuscito a segnare 6 gol partendo spesso e volentieri dalla panchina. Quest'anno Zironi gli chiede cose diverse. Una bella apertura sulla destra, Zeliak, il cross basso, ecco, con l'uscita a vuoto di Tosi, la palla è rimasta lì proprio nell'area piccola, sulla linea quasi, praticamente nessuno, due uomini dell'Ecco sulla linea, nessuno riusciva a trovare la conclusione, il movimento per riuscire a colpire la palla, e alla fine è arrivato il difensore del Mantova che l'ha tolta. Però altra grande occasione, attenzione al contropiede, siamo scoperti per vie centrali, grazie, un tiro da lontano che però finisce a lato. Ci vediamo alla prima pausa di giornata. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Sempre 0-0 al Martelli di Mantova. Lecco che però si sta rendendo molto pericoloso. C'è soprattutto, ragazzi, un tipo di azione che sta mettendo in difficoltà il Mantova. C'è questo cambio di gioco sul secondo palo a destra, dove Zeliak è sempre bravo ad arrivare fino in fondo. Scende a far da perno o Tordini o Iocolano come trequartista e apre immediatamente sulla destra, spesso per Zeliak, prendendo un po', diciamo, alle spalle il terzino. Loro sempre un po' scoperti. Adesso Zeliak non è mai riuscito, cioè è riuscito a mettere dentro palle interessanti, sulle quali però, come in occasione di poco fa, né Mastroianni né Tordini sono riusciti a beffare la difesa del Mantova. Vediamo, no, non c'è fallo. No. Buon per noi, Zeliak. Perché aveva sbagliato l'uscita il Lecco con Enrici Zambataro. Spazio a sinistra, ha rimediato con un tackle. Tordini riesce a appoggiare la palla dietro Masini, che poi ragiona con Iocolano, sempre al limite dell'area. Troppo faziosa questa azione, una serie di scambi di triangolazione al limite dell'area, però il Mantova fra tante maglie del Mantova diventa un po' difficile. Sì. Anche se Iocolano era riuscito poi a servire i due dell'Ecco in area, però non spalla la porta. Ci provano comunque davanti a giocare anche di fino nello stretto. Abbiamo le caratteristiche quest'anno per fare questo tipo di gioco, che evidentemente non avevamo lo scorso anno. Certo, Tordini garantisce questa possibilità, no, con Iocolano, e anche Mastroianni si sta trovando bene. Evidentemente questo è, no, più che palla lunga Mastroianni come l'anno scorso, forse più questo, no, il suo modo di stare in campo. Non è il centravanti statico, ma è proprio uno che si muove tantissimo sul fronte. È un po', adesso esageriamo i paragoni, ma un po' uno la Mandzukic. Cioè non è un Mandzukic, uno lo vede e pensa sia centravanti, invece no. Che però infatti sa anche usare bene i piedi, no, per giocare di sponda per i compagni. Kraja molto ispirato, mi sembra, oggi, perché ha fatto un lancio da 40 metri sui piedi, tocco di Maldisala dentro, Iocolano aggancia, poi rimbalza sul ginocchio e lo tradisce. È stato un controllo estremamente difficile il 17 bluceleste, per poco non gli riesce, ma ora sul fondo. Allora, per quello che ho visto io fino ad ora, il Lecco sta cercando
cioè gioca a metà campo, costruisce, manovra, poi allarga sulle fasce. Il Mantova è solo una serie di lanci lunghi a cercare di colpire di sorpresa la difesa blu-celeste. Bello, Mastroianni per Iocolano, il cross di testa da in angolo. Rimessa o angolo? Angolo. Bella anche questa azione con Masini che taglia, serve mi sembra Mastroianni che poi apre e c'è questo angolo adesso. Vediamo allora se da calcio piazzato comunque da fermo riusciamo a creare pericoli. Un piccolo tocco. Abbiamo anche uno spicchio naturalmente di tifosi in curva del Lecco. Tocco corto, Iocolano, linea di fondo. Perso il tempo. Bello. Masini, limite dell'area, ribattuto, peccato, lui della conclusione di solito ce l'ha. Si è immolato Milillo, se non ho visto male, che da terra è riuscito a deviare, a fare opposizione alla conclusione di Masini. Una carta che possiamo provare a giocare. Scusa Reste, ma c'è l'azione del Lecco e hanno messo il replay. Scelte lungimiranti. Non nostre naturalmente, lo sottolineiamo, ma di Leven. Della regia. Della regia di Leven. Gerbaudo che da fermo si oppone a Masini. Una carta, quello del tiro da fuori. Masini ha dimostrato a questo inizio di campionato ma di avere... tutto il Lecco, noi abbiamo segnato parecchio con tiri da fuori. Non a caso anche la prima... non a caso la prima azione pericolosa è nata da un tiro da fuori. A me piace molto questo tipo di soluzione perché quando le difese sono chiuse il tiro da fuori assume, soprattutto se hai dei buoni tiratori, assume tutta una sua valenza perché se di fronte non hai un portiere più che sicuro, e mi sembra che adesso in un paio di interventi... Bello, ancora l'apertura per Zeljak, quasi ad occhi chiusi, Zeljak è un po' solo però adesso. 2 contro 4, sì, no, deve sterzare. Si ferma, arriva a rimorchio ancora Masini che... Poi commette fallo secondo il direttore di gara. No, infatti non l'ho veramente capito il fischio, però probabilmente c'è perché non protesta Masini. Andiamo a dare un occhio. Chirico al terzo minuto del primo tempo, il vantaggio del Padova sul Trento per 1-0, questo le altre partite del girone A di Serie C, naturalmente Pro Patria sul Tirol 0-0, Triestina che ha battuto il Fiorenzuola 1-0, si è giocato alle 2:30, adesso vediamo se il mio portatile vuole saperne di aiutarmi in questa cosa. Attenzione. Sì, Merlisala, difensore vecchio stampo, spazza in giustamente, è stata una palla lunga, la corrente attaccante del Mantova pressava Merlisala che non ha badato tanto per il sottile, con il destro ha sparato in tribuna. 1-1 tra Ferrari-Salò e Legnago, Gian Erminio 0, Virtus Verona 1, il vantaggio della Prosesto a Piacenza. Anche Seregno a Alessandria, giusto, gioco alla Juventus. Sì. Adesso Lecco cerca di ripartire, niente fallo. Zeglia che non sanzionato. Proprio davanti agli occhi del direttore di gara. È sembrato un calcione da dietro, bravo. Zeljak recupera, poi però c'è il rimpallo, fase confusa, che favorisce i giocatori del Mantova. Ce n'è uno in fuorigioco che va sul pallone, è già uscita forse, sì, no, fuori gioco. E precede bene Stesi Seregno che vince 1-0 con la Juve Under 23 ad Alessandria, mentre stasera Renate Provercelli alle ore 21. Noi ci prendiamo una piccola pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. And I'm feeling Less normal, more Mokka. L'energia di domani è Opel Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco. salaluciano.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Nel frattempo il Lecco si è guadagnato un angolo. Si stava parlando un po' di Zampataro che un gioco un po' più basso oggi, col freno a mano tirato, ma anche perché loro hanno spinto più di là, infatti, con quindi Ricci un po' in difficoltà. La testa di poco fuori di
Mastroianni. Tutto regolare, sì. Poco fa, come è nato il calcio d'angolo, splendido lancio ancora in verticale, Tordini che ha fatto uno stop con il destro delizioso, poi è stato chiuso al momento di cercare lo spazio per il tiro, è stato costretto a defilarsi sulla destra, poi quando ha calciato quasi dal limite dell'area è stata deviata la conclusione, però la giocata tecnica di Tordini, lo stop in corsa è stato... Sì, poi ha fatto bene a tirare perché non c'erano pochi giocatori del Lecco e quindi che lo hanno accompagnato in questa azione, giustamente ha tentato la soluzione. Se devo trovare proprio una pecca, il classico pelo nell'uovo, sfruttiamo poco gli angoli, ne battiamo a sufficienza, ma optiamo molto il Lecco, naturalmente io non opto per niente. Noi optiamo per stare qua a Bellicovo. Esatto. Giocano frequentemente la palla corta e poi anche quando buttano in mezzo, adesso vabbè Mastroianni l'ha colpita di testa, non riusciamo a sfruttare, anche perché insomma di giocatori di statura li abbiamo, Mastroianni, Merlisala, Marzorati, insomma abbiamo anche l'altezza per poter far male, ma non riusciamo a sfruttare un vantaggio competitivo che potrebbe essere il calcio d'angolo al momento. Sì, anche perché Merlisala e anche Zeliak non sono esattamente scarsi anche come senso della posizione nell'avversario. Tanto per quanto riguarda la Serie D, non giocano le due lecchesi naturalmente che hanno già disputato i propri incontri nella giornata di sabato, la vittoria 3-1 della Casatese sulla Castellanzese, Brianza Olginatese sconfitta in casa al termine della partita rocambolesca 4-3 dal Legnano. Tanto c'è la rimessa dal fondo di Pissardo, siamo giunti al 22esimo, fa salire la squadra, niente gioco, niente partenza dal fondo, palla lunga, vediamo per chi arriva al che ci centrocampo. trova la palla che rimbalza su un avversario, dunque rimessa laterale nostra. Sì. Adesso sì, dobbiamo, tu dicevi Beppe, il pelo dell'uovo, secondo me è semplicemente il non aver ancora capitalizzato le azioni, sì. Perché per il resto il Lecco in trasferta sta facendo il gioco, sta facendo la partita. Sì, ma anche adesso è eccellente, diciamo che il Mantova ha fatto poco, nulla. Diciamo da segnalare sul taccuino nulla. Occasioni. No, infatti. La partita la sta facendo il Lecco e insomma io ribadisco come dall'inizio, dopo la la prestazione, se è il Lecco che scende in campo con la voglia e determinazione messa di fronte al Padova, non può che far bene insomma da questa trasferta, anche perché allo stato attuale, 23esimo, non ho visto un Mantova capace di mettere in difficoltà i blucelesti. Sono forse più loro preoccupati di non subire le offensive blucelesti, insomma. Qui fallo netto di Zibert da dietro su Mastroianni. Zambataro sul fondo, il cross dentro, anticipato Mastroianni, la palla rimane lì per Zibert che riesce in qualche maniera ad allontanarla, ma la intercetta Masini, poi ancora Zambataro, questa volta al centro, si allunga un po' il pallone, la conclusione deviata in angolo. Sì. Calcio d'angolo allora ancora per il Lecco che ci sta provando, l'abbiamo sottolineato in questo inizio di partita, un Lecco che gioca bene anche sul campo di Mantova, fa la partita e sta creando comunque tante occasioni, nessuna per adesso per i padroni di casa. Sarebbe diciamo il momento ormai di concretizzare questa superiorità che si è vista in primi 20 minuti. Quando fai il valeva dopo, poi magari loro prendono un po' campo. È il momento in cui hai maggiore energie da spendere, sei ancora tranquillo perché la partita è ancora lunga. Metteresti in ambasce niente, solito angolo qua tutto corto, campanile deviato. Sì, i calci d'angolo effettivamente non sono il nostro forte, se proprio vogliamo ma provare l'incaponirsi con queste soluzioni brevi che non portano a nulla. Tanto cos'è? Ha visto fuori Pissardo, ha visto fuori Pissardo che invece ha recuperato dai 40 metri abbondanti, quasi 50, giocatore del forse Esposito? Probabilmente. Terzino dovrebbe essere,
Sì, Beh, ha Gerbaudo forse. ha provato la conclusione. Ha provato la conclusione e non è riuscito ad alzarla probabilmente, perché se fosse probabilmente stata una conclusione alta, Pissardo avrebbe avuto più difficoltà, invece così si è disteso lateralmente, Fatto sta che acclappiato il pallone. al 24esimo arriva la prima conclusione verso la porta di Pissardo da Abbiamo bisogno anche di qualche sua fiammata, insomma. Non sta giocando male, però abbiamo bisogno di qualche lampo dei suoi che possa illuminare il gioco d'attacco. Ma soprattutto quando riceve palla da Tordini sugli angoli, un po' più di precisione, ma magari anche solo un'idea più chiara, perché sembra che non abbia proprio le idee, cioè fallo che atterra Tordini. Ancora gialli niente, però però diciamo che la partita è fisica ma non cattiva per Tordini, insomma, ha lasciato sul posto il difensore del Mantova, che non ha potuto far altro che atterrarlo. Non so se l'ha fatto il tunnel addirittura. Sì, magari il cartellino ci poteva stare, tanto sta un po' tenendo già. Vabbè, arbitrare l'inglese, però insomma. Vediamo un'altra palla battuta corta, Merli Sala sbaglia il tocco. Attenzione, un po' scoperti. Mazzolati in copertura. Bravo. Riesce ad anticipare il numero 9 Paudice. Sì, che ancora non ha avuto modo, no? Vediamo adesso Zeliak che prova il lancio un po' metà strada. Tra due difensori. Masini di testa, recupera Kraia. Fase di trequartista, Zambataro sale, vediamo se lascia sul posto il terzino. No, preferisce il cross basso e Tosi che si stava quasi per incartare con anche perché non c'erano maglie blu celesti sulla traiettoria del pallone, però si sono creati un brivido lo stesso. Abbiamo bisogno di una maggiore spinta a sinistra di Zambataro, che ha la capacità di saltare l'uomo e la precisione di cross al centro. Note positive, Krasia in tutto campo, a destra, a sinistra, davanti, dietro e poi personalità, perché anche al limite della nostra area si chiama lui la palla a Mazzolati. Tra l'altro personalità che si evidenzia, scusa Beppe ti interrompo solo un attimo, di Kraja dopo la brutta partita di Trieste, in cui, se vi ricordate, fu il peggiore in campo fondamentalmente. Perché si è ripreso subito con una veramente personalità impressionante, no? Sì, nella coppia di oggi era praticamente con Masini, dopo ha avuto una partita con Lora dove si è dato un po', diciamo, una azzerata, e da lì basta, da lì ha iniziato un altro campionato. Ci provano ancora con Guccione, una tentativa di sinistro dai 25 metri velleitario rasoterra che finisce abbondantemente fuori. Si affidano un po' a queste conclusioni improvvisate i giocatori del Mantova, proprio perché non riescono ad arrivare lì dalle parti di Pissardo. E allora, visto che siamo abbastanza così tranquilli in questo momento, ci prendiamo una piccola pausa. Conte Guccio. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Tornini, dove stavamo giusto. Stiamo parlando di un'occasione che poteva essere potenziale occasione per il Lecco, no, Beppe? Perché stavo commentando una bella discesa sulla destra di Iocolano, che si è creato lo spazio per poter entrare in area deciso, ha preferito crossare in mezzo, un rasoterra. Tordini non è riuscito a anticipare il difensore. Sì, Tordini contro Milillo è un match impresentabile, perché sono un mezzo metro di differenza, quindi doveva anticiparlo davanti. Capisco Merli Sala, capisco ancora Zeliak, ma lì Iocolano deve puntare l'uomo, entrare in area o andare, o quantomeno cercare come farebbe Zambataro di là, cercare l'accelerata e andare sul fondo, quantomeno. Hai detti i mezzi tecnici per farlo. Purtroppo ha preferito crossare in mezzo. Manca quel quid a Iocolano oggi per poter risultare incisivo come lo è stato
nella partita con il Padova. Ha tutti i mezzi, come dicevi tu Stefano, manca quella cattiveria e determinazione per poter far bene. Altro Forse il fallo, primo cartellino di sinistra, 17 l'arbitro va a parlare con Esposito, niente. Proprio nessun Tra l'altro il cartellino. 17 Esposito e Iocolano stessa pettinatura col codino, erano vicini, questa curiosità tricologica. Sì, però ci poteva stare. Ma come c'era quello di Enrici prima, sta lasciando evidentemente, cioè quello di Enrici prima era nettamente da giallo e non gli era dato, e questo è uguale. Forbice da dietro, è brutto perché forbice da dietro, poi tocca il pallone. Tra l'altro si dispera molto dolorante. Tocca il pallone, ma poi prende tutto il resto. Si accende la campanella, la campanella e la spia rossa. Invece hanno preparato, come l'avete detto voi anche inizio partita, ci stanno provando dall'inizio a prenderlo, quindi ci stanno provando dall'inizio e per adesso ci sono riusciti. Piange Tordini. Mi sembra quasi che stia piangendo. Speriamo di no, dai. Perché la gamba la caviglia è abbastanza molle, però vediamo. Sarebbe un colpo evidentemente l'espressione di Iocolano non lascia intendere, si chiama il cambio, la panchina. No, stanno muovendo la caviglia destra di Tordini, che è inutile che ti scusi adesso, però caro mio. Tra l'altro neanche Esposito, è Guccione che si scusa. Colpo veramente molto duro, perché un infortunio dalle espressioni dei giocatori, degli avversari, ragazzi, Tordini non ce la fa sicuramente. Entra credo Ganz, o Ganz o Buso, però come pericolosità penso dagli espressioni dei compagni e dagli avversari. Io mi chiedo, non la vedo bene. No, ma quello che qui ci sta anche poco l'arbitro effettivamente, perché però quantomeno la terra con lo staff medico della panchina del Lecco che sta in questo momento soccorrendo, comunque lavorando su Tordini che si alza e viene portato fuori dal campo. Vediamo, magari solo una botta, cammina, magari un forte spavento, però insomma anche le espressioni dei compagni non lasciavano, in piedi non riesce a stare, non riesce a stare in piedi. Le espressioni dei compagni lasciavano intendere dovesse trattarsi di un certo, c'è da dire che l'arbitro insomma ha permesso un po' troppo, anche perché soprattutto su di lui sono intervenuti 2 o 3 volte anche in maniera pesante. Cioè usare il termine caccialuomo è troppo, perché non è stato... quello no, però insomma, hanno continuato a insistere, alla fine ce l'hanno fatta. Insomma, con falli non clamorosi, non osceni per modo di dire, non gambe altissime a prendere martello, però un continuo alla fine. Ecco momentaneamente lo scambio Iocolano Mastroianni, poi Iocolano per Zeliak che preferisce a prendersi il calcio d'angolo, bravissimo. Bella azione triangolazione sulla destra. Vediamo chi. Mastroianni Iocolano ancora. Mentre rimaniamo con il fiato sospeso per capire. Siamo in 10 per capire ci sarà il cambio. Si sta mettendo le scarpe, vediamo, c'è qua qualcuno chinato con. Vediamo chi. Chinato con la pettorina, vediamo se è lui o c'è già qualcuno. Segnalata. Vediamo se si sta togliendo la pettorina. Sostituzione prima dell'angolo. Sì, non ci fa vedere se si potrà completare, probabilmente no. I giocatori del Lecco probabilmente chiedono, no? Di Iocolano che parla con Guardanini. Iocolano, Ganz è pronto a entrare, eccolo. Fuori Tordini, dentro Ganz, insomma cercheremo di capire. Subito dentro in area. Cercheremo di capire anche adesso con il nostro Matteo Bonacina che è allo stadio le condizioni, naturalmente da una prima valutazione lì sul campo di Tordini. Angolo intanto per il Lecco sulla palla dalla destra, non c'è più Tordini, quindi si va dentro. Attenzione, Tosi che la lascia lì, poi in secondo momento la branca. Però intanto diciamo guardiamo proprio l'1 per 1000 di cose positive, almeno adesso Iocolano l'ha buttata dentro in area e un micro pericolo è arrivato. Tanto Seglia che ha accompagnato l'uscita. Andiamo, insomma, naturalmente cambiano davanti con Ganz. Andrà a fare presumibilmente la prima punta, sarà l'1-2, oppure Mastroianni sta largo. Mastroianni si allarga, vediamo se magari si gireranno un po' attorno senza dare riferimenti, con Iocolano da trequartista puro a svariare da solo su tutto il fronte offensivo. Si vede più Tordini, l'hanno a bordo campo perché era sotto la tribuna dei distinti. Mi era sembrato di vederlo già in panchina, quindi magari è riuscito anche a
Speriamo che sia una botta forte finché si vuole, ma si limiti a una botta, perché l'entrata è stata veramente non cattiva, ma fin troppo determinata, insomma. Sì, probabilmente ha avuto anche la sfortuna che la gamba d'appoggio gli è rimasta sotto, probabilmente. Sì. Certo che però dal primo minuto, abbiamo detto, tartassato, no, dagli interventi dei giocatori del Mantova. Sì, che peccato. Qui non stanno andando esattamente. Ecco, arriva Masini. Adesso il primo giallo è Palmasini che va a commettere anche sul fallo più stupido, sì, su Zibert dopo aver perso il pallone, poi lo trattiene. Non c'è niente. Non c'è niente. Forse il fallo sì, giallo. No, c'è l'urlo di Zibert, quello sì, e quindi c'è stato il giallo. Masini che aveva comunque perso palla, una pericolosa palla a centrocampo. Sì, ma ha provato semplicemente a recuperarla correndo a fianco dell'avversario, ha cercato il take, non ha preso il pallone. Il primo giallo. Un fallo che ci sta, però sinceramente rispetto a... Ci dicono intanto, Matteo Bonacina ci dice che Tordini piange disperatamente. Si vedeva che piangeva. Tanto questo dice molto, direttamente ci arrivano queste informazioni dal Martelli di Mantova. Sì, poi per carità capitano giocatori che magari sentono molto di più. Naturalmente sì, naturalmente ragazzo giovane, esatto. C'è anche un po' di così di emozione sì. di autosuggestione, però o magari aspettiamo naturalmente di poter... ai primi momenti della carriera non hai mai avuto infortuni. Anche nel momento non riesci a tarare bene la gravità. Hai appena firmato il contratto, il tuo primo contratto da professionista, sei protagonista con 4 gol, no, nelle prime giornate. Attenzione a Mantova. Palla dentro, mette fuori Zambataro, poi Ganza. Bravo ad aprire. Giallo, eccolo qua, il giallo netto. Milillo che era già stato che va a fare un blocco che neanche Shaquille O'Neal dei bei tempi. No, ma poi con braccio annesso sul collo di Iocolano. Questo poteva anche far male. Iocolano, Questo poteva far male. Non so se stava saltando, aveva... No, dai, no, questa è una gomitata volontaria allo Andiamo al piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Ben rientrati in cronaca, siamo al 38esimo lancio del Mantova, esce Pissardo in anticipo. Si stava parlando insomma della rudezza dei interventi. Masini, bellissimo il lancio per Iocolano, linea di fondo e si fa raggiungere da Milillo. Però guadagna un buon calcio d'angolo, sì. Simone sempre molto sul pezzo anche oggi. Sì, ci hanno fatto rivedere il fallo di Milillo, è stata una gomitata violenta allo sterno di Iocolano, mascherata dal blocco, però ha proprio messo il gomito a puntare lo sterno, quindi era diceva rosso. Beppe, gioco duro dei virgiliani fino adesso, davvero. Se quello di prima l'hanno già messo fuori uso, se quello di Masini era giallo, questo era rosso. Tanto calcio d'angolo proprio di Iocolano sulla bandierina. Dai ragazzi. Parte, mette fuori Milillo proprio, mi sembra. Poi Masini prova a tenere la palla, arriva il 17 Scusa Stefano, quanti angoli abbiamo battuto? Non li ho contati, però penso 5 4-5 sì. Purtroppo si stava parlando appunto durante la pausa pubblicitaria che loro non lesinano interventi al limite, di cui però l'ultimo è stato veramente oltremodo pericoloso su Iocolano. Finalmente l'arbitro ha deciso 5-0. Ma il fallo di Masini non l'ha ammonito, Tordini non l'ha ammonito? No, giusto per il primo giallo dire. Loro è stato quello di poco fa su Iocolano. Sì, ha ammonito il nostro per un intervento stupidissimo, banale a centrocampo, che non aveva nessun senso, significato, e ne ha lasciati correre 2 o 3 dei loro
finalmente il terzo ha deciso di ammonirlo. Noi abbiamo, secondo me è quello che secondo me è un difetto, noi non sappiamo picchiare, noi non picchiamo. Sì, siamo un po' una squadra anche che fa quando valere c'è da metterla un tanto po' la tecnica, ma proprio non ce l'abbiamo d'indole, non facciamo falli. Anche perché abbiamo giocatori adesso tutto tecnico. Molto tecnici, ma qui bello Ganz, cattiveria agonistica, no? Cioè i Tordini, Iocolano, anche Mastroianni stesso pensano a giocare, non a picchiare. Pensano a giocare, non sono... Cioè gli unici un po' rudi sono, vabbè, Merlisale e Enrici, ma per anche Kraja, un per po' ruolo. comunque per fisicità anche. Per Kraja che corre tanto, va su... Diciamo che non nega mai una possibile un'entrata o comunque... No. Beh, anche adesso ha fatto il contrasto, ma niente di... No, non cattivo. Normale, Diciamo che non siamo una squadra di mestieranti, esatto, può essere da quel punto di vista, ma anche giocatori molto esperti tra l'altro, perché se guardi la formazione comunque... Giusto per fare un nome... Attenzione, Guccione. Palla dentro, Pissardo. Cioè il saber della situazione, ma noi neanche col binocchio ce l'abbiamo informazioni. Allora, se vai a vedere, loro hanno 99, un 2001, poi un 91, un 92, un 92, un 95, un 96, un 97, comunque... Noi invece il trio perno di centrocampo sono 2000, 2001 e 2000 ancora. Perché... Allora Kraja un 2000, Masini un 2001, Tordini un 2002, Enrici in difesa un 2001 anche lui, poi 98 Pissardo, 98 Zambataro, 2001 l'hai detto tu Enrici, quindi fai prima dire insomma a parte Marzorati, io con la Merlisale, bella questa azione, questo dare sarà il quarto quinto fallo da giallo e vabbè. Poi adesso sicuramente vanno anche un pochino a cercare Masini che è già ammonito, quindi un po' cercare di provocarlo, no? Sì, se questo tanto mi dà tanto a livelli dell'assurdo proprio, perché tanto mi dà tanto, però visto questo lo vanno a tempo del picchiare perché è già ammonito, cioè capito? Cercano, insomma, la squadra che cerca un po' di mettere sul campo quello che ha e quello che non ha. Bello l'apertura di Zambataro, poi il cross è contro è pressato, fuori. Va rimessa laterale, adesso ci siamo Lecco ha deciso di stringere l'inquadratura a 2 metri quadrati di campo, non si capisce più niente. Vediamo, la sta riallargando? No, non si capisce niente. Si gioca sullo stretto anche con le immagini. Sì, ma non si capisce niente. Allargata, bene. Rimessa laterale a sinistra per Zambataro sta provando a spingere un po' di più adesso. Si è alzato a questo punto all'inizio di partita. Pur non correndo rischi oserei un po' di più, perché qualcuno ha un malo, probabilmente la camera ora si era inceppata quella col totale. Vabbè, siamo al 42esimo, 0-0, una partita che fino adesso ci ha detto che Lecco ha le possibilità per fare la sua, ne avrebbe. Sì, ma è uno 0-0 che quasi infastidisce perché loro non hanno mai tirato la partita, un po' l'ha seriamente sempre fatta al Lecco, sì. Cioè siamo quasi stati penalizzati solo per la questione di Tordini, perché per il resto fortuna 0 in questo primo tempo. Ricordiamo che c'è Ganz, anche per chi si mettesse adesso in visione e in ascolto della nostra trasmissione, Ganz al posto di Tordini, che è stato picchiato duro dal primo minuto finché poi si è infortunato in un contrasto duro. L'hanno infortunato, diciamo così. Colpo duro, caviglia con Tordini, ci dicono i nostri inviati, quindi il nostro Matteo Bonacina, dal campo direttamente il Martelli di Mantova, piangeva tanto Tordini, quindi questo per dare anche facciamo cronaca. Tordini è uscito in lacrime per un infortunio probabilmente che potrebbe essere, speriamo di no, ma serio. Calcio di punizione, intanto parlavamo di giocatori che ha subito un ponte, ma gli è stato fischiato fuori. Parlavamo di giocatori che fanno sentire la pressione. Merlisala è uno dei pochi che abbiamo. Bertini, la palla battuta al limite dell'area, Kraja riesce in contropiede, parte Ganz, fianco di 3 contro 2, Ganz si fa rimontare, perde l'attimo, peccato. Deve darla subito. 3 contro 4, Kraja bravo ancora. Ancora Ganz. Ci abbiamo provato ad andare via perché il Mantova offre gli spazi in questo tipo di situazione, da un piazzato loro, poi battuto male, giocato male. Giusto per sperare poi di essere smentito nel secondo tempo, ma l'unica di questo avvio di campionato del Lecco l'unica grande delusione è Ganz. E fino adesso non ha avuto, diciamo, anche la partita scorsa sembra proprio fuori luogo, fuori contesto. Avendo sicuramente delle difficoltà, speriamo anche per sperare. Zambataro intanto bravo, ha difeso palla sul fondo, poi ha rilanciato, anzi Milillo, il tentativo di sfondamento fermato da Mazzorati, che poi
Lancio lungo, bello, Iocolano, siamo 3 contro 2, bello il pallone al centro, Mastroianni. No, aspetta, non è finita, Dai, linea di fondo, l'appoggia Zeliak, palla per Masini. Si è piazzata però naturalmente la retroguardia del Mantova. Kraja, vediamo, dribbling in mezzo a 2, non riesce a prendere palla. Qui sul filo del fuorigioco la palla siamo in fotocopia del gol di Mastroianni col pallone Zeliak, il cross, Iocolano coperto. Mastroianni ha proprio sbagliato il primo controllo perché si è allungato col destro il pallone. Fosse una ginocchiata il pallone, mi sembrava il ginocchio. Peccato perché si stava involando, si sarebbe involato da solo in porta. Ma stava al controllo ed era da solo contro il portiere, Sì, come diceva, mi ricordo, attenzione, pallone dentro, no. Mi ricordo diceva sempre José Altafini quando faceva le sue prime cronache su Telepiù, il controllo è la prima pagina 1 del calcio. Sì, perché insomma fa la differenza, se avesse controllato bene sarebbe andato in porta. 2 di recupero intanto. Niente da dire. Sì, perché ti permette, se sei spalle alla porta, ti orienta subito, di non perdere tempo in un calcio sempre più veloce. Vabbè, ma qua fischia tutto. Adesso fischia fallo tutto. Di Zeliak su... non ho visto se era... Bertini forse, no? Vediamo se... No, è Gerba, è Guccione. Sì, una palla e poi comunque... sembra colpire anche Guccione. Vabbè, comunque il fatto sta che c'è un calcio di punizione. Attenzione ragazzi, state concentrati sinistro perché insomma il primo tempo è finito. Attenzione, ne abbiamo già visto abbastanza. Un minuto sì, poi abbiamo brutte esperienze. C'è il secondo tempo, per carità, però di Beffe Fiorenzuola, Padova, il tempo. Vercelli, senza Pataro evita ci arriva con comodo. Vediamo cosa sceglie, se lancia meno di un minuto, lancio lungo per Ganza che va a terra senza fallo. Adesso è lui. Poi cerca di andare in pressione, vediamo se la rimessa laterale è per il Mantova con Esposito. Praticamente dalla difesa del Mantova presumo che mancano 40 secondi, quindi c'è ancora finisce avanti il Mantova. Non presumo niente. Merli sale addirittura 30 secondi al termine. Guccione quasi a uomo. Dobbiamo pazientare e stare attenti a questi veramente ultimi secondi. Ancora Guccione che lascia la palla dentro, il campanile dopo l'intervento di Zeliak e Pissardo. Nessun problema per Pissardo che le palle alta lancio lungo. Si concluderà il primo tempo. C'è la possibilità di un'altra ultimazione. Il Mantova ci crede ancora, attenzione, avanti, ha chiuso bene la formazione di Lauro. Abbiamo letto proprio questi ultimi 2 minuti di recupero ha spento comunque finito il primo tempo 0-0. Sì, comunque non hanno tirato in porta. Niente. Tiri seri no, mi ricordo solo quel tentativo dai 45 metri di non mi ricordo se fosse Gerbaudo o Bertini. 2-1 della Prosesta Piacenza, intanto 1-0 sempre Padova sul Trento, 1-1 pareggiato la Juve Under 23 con il Seregno e 3-1 della Feralpi Salò sul Legnago. Pareggio anche della Virtus Verona della Giana con la Virtus Verona a Gorgonzola. Intanto noi avevamo detto metà primo tempo c'era da approfittare, altrimenti si sarebbe andata un po' scemando l'azione, così purtroppo così è stato. Vediamo se Lecco ha la capacità di insistere sulle trame di gioco espresse nel primo tempo, perché l'occasione insomma è ghiotta perché le occasioni non sono mancate, due belle nitide, Mastroianni che ha sbagliato il controllo perché altrimenti si sarebbe trovato da solo col portiere. Il tiro e poi il palo di Kraja. Poi Iocolano che anziché crossare poteva entrare in area. Allora sento il nostro Albino. Ciao Albino, mi senti? Sì, assolutamente Stefano. Allora, un primo tempo Albino giocato bene dal Lecco, che è partito forte, poi è andato un pochino incalando, però partita condizionata, lasciamelo dire, volevo chiedere anche il tuo cosa pensi, la tua opinione, dal gioco duro, veramente duro del Mantova, che ha messo fuori uso Torrini, ma che non ha lesinato veramente interventi rudi fin dal primo minuto. Allora, il Mantova mi ha lasciato un po' sorpreso in termini di eruzione, perché pensavo una squadra diversa, invece una squadra
abbastanza fisica ma senza grandi idee e con poca tecnica, devo dire, per quello che ho visto il primo tempo. Sì, sono il primo d'accordo. tempo noi potevamo vincere tranquillamente un paio di gol a 0, ma non li abbiamo fatti. Parlavo con un collega qui vicino e dicevo appunto, secondo me manca un po' di cattiveria davanti, di determinazione negli ultimi. Sai che lo abbiamo anche qui in studio sottolineato in diretta, perché non siamo una squadra agonisticamente cattiva, no? Siamo una squadra spesso di fioretto davanti, perché abbiamo grandi doti tecniche, però in certi momenti forse bisognerebbe essere un po' più... Bisognerebbe evitare di giocare, di schermare di fioretto, ma andare proprio con la mannaia. No, anche perché gli avversari l'abbiamo visto già più volte in questo campionato, compreso oggi, Padova, Trieste, insomma, non lesinano anche mezzi colpi proibiti, spesso e volentieri. No, certo, io parlavo poi di mestieranti, sono 2 o 3 giocatori che sono noti nel mondo della Serie C, senza farmi nomi e cognomi, per essere comunque dei bei mestieranti e quindi anche dei bei randarellatori. Per esempio il ragazzino l'hanno subito sistemato. Ma sin dal primo minuto, no? Mi è sembrato che fosse un po' il, tra virgolette, copione da seguire. È preceduto un po' dalla sua fama, no? Sì, ormai sì. E quindi quando è arrivato qui ha detto guarda, noi li mettiamo, lo stecchiamo subito. Tra l'altro penso che abbia preso una botta, ma non così importante, perché poi ha assistito alla partita fino alla fine del primo tempo qui dalla panchina. Quindi è importante, ci rassicuri Albino un po' e poi rassicurare un po' anche i nostri spettatori a casa, perché anche Matteo ci aveva detto che dal campo l'ha visto uscire in lacrime Tordini, quindi ci eravamo molto spaventati, molto preoccupati. Ha preso una botta, però è uscito camminando, quindi ha fatto il giro del campo, è arrivato fino alla panchina dove c'erano i suoi compagni, infatti alla panchina, e credo si sia accomodato in panchina per vedere la fine del primo tempo. Questo è molto importante. Senti, è entrato Ganz, ci aspettiamo molto, ci aspettiamo di più da lui, perché fino adesso ha fatto un po' fatica, però è un giocatore che deve fare la differenza in qualche modo. Attenzione, però qui stiamo parlando di un giocatore, se posso permettere di paragone, all'Inzaghi, cioè questo è un raffinatore d'aria, è uno che poi magari puoi lavorare con lo scambio, sul fraseggio eccetera eccetera, però lui è un giocatore diverso, cioè non è un giocatore no, assolutamente, caratteristiche le conosciamo, però sta facendo un po' fatica quando entra in questo Lecco fino adesso. Non ha dato ancora il meglio, secondo me deve ancora trovare la giusta condizione, e speriamo che la trovi più presto. Assolutamente, infatti noi ci auguriamo di vederlo nella ripresa magari deteminante. Sì, è una spina nel perché è un'occasione oggi, tra l'altro. Sì, tra l'altro io, guarda, allora, visto che tu mi fai poi questa cosa, io ti dico quale sarà il mio favorito per il secondo tempo. Mi auguro sì, perché il tuo te l'hanno azzoppato, quindi... Sì, ma hanno azzoppato dei giocatori di riserva. Giocatori di riserva che potrebbe risolvere la partita, Masini. Speriamo davvero, Albino, magari chissà con un colpo da fuori, visto che abbiamo anche questa opzione, no? Quest'anno ci ha provato lui nel primo tempo, visto, ci ha provato, poi è stato deviato il tiro da terra da un giocatore del Mantova. Va bene Albino, ti ringraziamo, allora ci hai dato anche delle notizie fresche sulle condizioni di Tordini che diamo volentieri. Però poi uscì, quando sono uscito alla fine, è uscito insieme ai suoi compagni, camminava, per cui questo è già rassicurante. Naturalmente poi ci saranno evidentemente magari degli esami domani o comunque approfondimenti clinici sulla valutazione, sulle condizioni della caviglia di Tordini. Assolutamente. Grazie Albino, ci risentiamo al termine del secondo tempo. A più tardi. Assolutamente, a più tardi. Ciao. Ritroviamo ora in studio, noi ci prendiamo la pausa lunga, torniamo però fra qualche minuto per il secondo tempo di Mantova Lecco. A dopo. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2 o 3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi la nostra vacanza da sogno! Treva Home, info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
Dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Buon pomeriggio dalla redazione. È del 9,73% l'affluenza alle urne rilevata alle 12 per il turno di ballottaggio. Al primo, alla stessa ora, aveva votato il 12,18% degli aventi diritto, dunque l'affluenza è in calo. Resteranno aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 i seggi per i ballottaggi alle comunali. I riflettori sono puntati soprattutto su Roma e Torino. Si vota infatti per scegliere il sindaco di 65 comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia. Oltre alla capitale, al capoluogo piemontese, anche Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza, coinvolti circa 5 milioni di elettori. Con l'accelerazione degli ultimi giorni i Green Pass scaricati hanno superato quota 100 milioni. Lo sprint si è registrato a cavallo dall'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione per i lavoratori. Tra il 14 e il 16 ottobre ne sono stati infatti scaricati ben 2 milioni e mezzo, con il record toccato proprio venerdì. Intanto 2 persone sono state arrestate per resistenza pubblica ufficiale al termine della manifestazione di ieri a Milano contro il Green Pass, che ha visto la partecipazione di numerose migliaia di persone. Al momento sono almeno altri 8 i manifestanti denunciati dopo le indagini della Digos per manifestazione non autorizzata e altri reati. Non è stato il padre, bensì il figlio tredicenne a esplodere il colpo di fucile che ieri sera a San Felice del Benaco, nel Bresciano, ha ucciso una ragazzina di 15 anni. È quanto emerso dall'interrogatorio dell'uomo, che è stato sentito nella notte dal pubblico ministero di Brescia. Padre e figlio stavano mostrando il fucile alla ragazzina quando il tredicenne ha premuto il grilletto, colpendo la sorella. La giovane è morta sul colpo. Notte di sbarchi nelle coste del sud Sardegna. 27 migranti di nazionalità algerina sono approdati nei pressi di Portopino, mentre altri 22 sono arrivati sulla spiaggia di Cala d'Ostia, a Santa Margherita di Pula. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I migranti saranno trasferiti al centro di accoglienza di Monastir, nel Cagliaritano. Fatturato di vino made in Italy a livelli record, con un valore di oltre 12 miliardi nel 2021, che ha superato anche i risultati del periodo pre-Covid. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Istat presentata in occasione del primo Vinitaly Special Edition. Balzo delle esportazioni in tutto il mondo, che sono cresciute del 15%. Gli Stati Uniti si confermano come il primo mercato di riferimento. Aumentano addirittura del 67% le vendite in Cina, ma a trainare le bottiglie italiane oltre confine quest'anno sono anche i consumatori europei. In Francia le etichette Made in Italy fanno registrare un 17% in più. Calcio, l'infermeria continua ad essere affollata a Milanello, ma Stefano Pioli tira un sospiro di sollievo per Ante Rebic. Gli esami strumentali effettuati stamattina hanno escluso lesioni capsulo-legamentose alla caviglia sinistra, dopo che l'attaccante è stato costretto ad abbandonare il campo al 36esimo contro il Verona. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Difficile, ma non impossibile pensare di averlo a disposizione martedì in Champions League contro il Porto. E per ora è tutto, a più tardi.
www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. And I'm feeling Less normal, more Mokka. L'energia di domani è Opel. Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco. salaluciano.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Dopo la squadra sfidante, ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio, secondo tempo, appena iniziata la partita da 8 secondi con il Lecco a giocare il primo pallone, sostituzione alle file del Mantova, è uscito Bertini che era stato comunque l'unico a calciare verso la porta di Pissardo, seppure da 40-45 metri, vedendolo un po' fuori, velleitario. Proprio adesso però viene cercato il servizio da Zappa. È entrato Zappa, che insomma ci lascia fiduciosi dal nome, ci lascia fiduciosi. Si allinea ai compagni che hanno zappato tutto il tempo nel primo tempo. Il primo tempo un gioco duro, l'abbiamo detto tante volte, del Mantova, Tordini costretto a uscire infortunato. Attenzione. La conclusione ancora. Guccione da lontano, lontanissimo, ancora col mancino, però non ci sono assolutamente problemi per Pissardo, la palla che finisce qualche metro a lato del palo alla sinistra. Sì, ci sta provando, tanto, ma si affidano molto a questi tiri da fuori. Risultati. Come direbbe Piccinini, in sciavolata morbida. Diciamo fino adesso poco convincenti anche al tiro, giocare del Mantova. Brutta uscita per adesso. Perché fanno fatica ovviamente ad arrivare, la difesa dell'Ecco sempre molto ben piazzata, concede poco fino adesso. Bravo Masini nel recupero palla, vediamo Merli Sala. Mentre loro hanno concesso tanto anche nelle ripartenze dell'Ecco. Questo è però l'Ecco che non riesce a uscire. Per questo che dicevamo, forse chissà Giudici potrebbe essere una carta da mettere anch'io nel secondo tempo. Sì, perché comunque Zeliak non è che abbia dovuto coprire tanto. No, quindi però spazi... davanti il piede di Zeliak è buono, ma non è come quello di Giudici. No, quindi ci sono spazi.
qui Gans guadagna la rimessa. Ci sono spazi su quella fascia anche per giudici a sinistra per poter spingere, o a sinistra o a destra, voglio dire. È proprio una fascia più, tra virgolette, molle del può fare quello che ha dato, insomma, meno... adesso proviamo infatti ad andare di là. Perché poi potresti anche spostare Zambataro con giudici, hai comunque la possibilità di spingere su entrambe le fasce, e il Mantova ha dimostrato di essere vulnerabile lì, per cui perché non approfittarne? Probabilmente Zirnelli lo avrà in nota. Manca qualche fiammata di Iocolano, insomma. Sì, stavo pensando anche io adesso, è un po' che non lo vediamo. E quel colpo, l'ultimo colpo che ha subito, abbiamo bisogno di qualche sua invenzione, soprattutto nella tre quarti, per poter... al terzo tentativo Sì, perché c'è stata un'azione, è partita da sinistra a destra, 3 difensori del Lecco hanno cercato di fermare l'avanti mantovano, alla fine al terzo tentativo hanno spazzato, però... Sì, perché provavano sempre a calciare la palla addosso al giocatore, ma non riuscivano riusciva sempre lui a passare avanti, alla fine Zambataro ce l'ha fatta, anche se poi la palla adesso è di Tosi che va al lancio lungo, Mantova che sta provando a schiacciare in questo primo tempo sull'acceleratore. Prova a ripartire il Lecco, però... lascia meno spazio il Mantova comunque adesso rispetto al primo tempo, questo mi sembra di poterlo notare. Il rimpallo che favorisce Iocolano in mezzo a 2 uomini, bella poi Gans scambia con Kraja, il tacco a Zambataro si suola, a Capri a destra che è libero, Masini, Basiliak, vediamo, cross dalla tre quarti, secondo palo, Gans che disturba Zambataro. Non ho capito come è andato su questo pallone. Zambataro si stava coordinando per la conclusione, Gans ha provato a girarsi di schiena forse per evitare appunto di arrivare sul pallone, ma alla fine ha disturbato il compagno. Mantova che comunque ha iniziato meglio del primo tempo, più determinato, pare di poter dire, lascia meno spazi, ci sta provando, partita che dunque si complica un pochino. Sì, non ho visto Zappa dove è andato a posizionarsi, magari sta facendo il 4-4-2. Sì, probabilmente sì, perché sembra più compatto come schieramento. Abbiamo Gans, Kraja giocando nello stretto, alla fine Ricci è costretto a una giocata un po' difensiva, ne esce comunque un buon pallone per Zambataro. Sai cosa? Non so, il campo sembrava prima in ottime condizioni. Qualche tocco complicato per il Lecco sto vedendo, sta facendo fatica, controllo un po' più difficoltoso rispetto al primo tempo. Il tempo è bellissimo, quindi non è una... Hanno acceso le luci, tramonto. Già questa bella luce del tramonto sul Martelli di Mantova. Gironelli intanto sta catechizzando i suoi. L'abbiamo visto un atteggiamento molto determinato, probabilmente ha capito che c'è bisogno di maggiore determinazione e sembra che gli abbiano risposto, perché subito il Lecco si è portato sulla tre quarti campo con una rimessa laterale. L'uscita di Tordini, la vedi l'importanza già del peso specifico di Tordini in questa squadra quando esce, perché è un altro Lecco comunque da quando Tordini è uscito, questo pare di poterlo dire, no? Sì, al di là della prestazione di Gans, ma è proprio il gioco diverse. Meno fluido, perché non hai più 2 che fanno il gioco lì davanti, ma ne hai uno solo e 2 fissi davanti che quindi danno più riferimenti, e come dite voi il Mantova si riesce a chiudersi meglio, a contare meglio, mentre Tordini, Iocolano e Mastrene non sai mai dove sono. Non davano riferimenti, sembra tutto un po' più scolastico, dunque riescono a chiudere meglio anche i giocatori del Mantova. Un po' più prevedibile la manovra del Lecco, che sta facendo tanto possesso adesso, però sei sulla linea di centrocampo. Ma loro sono tutti dietro, però tutti dietro la linea del pallone in questo momento, a differenza di quanto accadeva nel primo tempo. Forse anche lo stesso allenatore Maurizio Lauro, attenzione a Zambataro, Zambataro che capito che forse non è ancora riuscito a sviluppare bene sull'esterno, ne ha 2 lo so, vi dirò, adesso abbiamo capito magari perché la squadra che pareggia ma risala numero Zambataro, pescato al limite dell'area, il tentativo di scambio, c'è calcio di punizione, dai ragazzi, Mastroianni dalla zona di Iocolano lì ha lavorato il difensore dai 18 metri, ne ha guadagnato un'ottima punizione. Classico movimento da centravanti, ha messo il piede, la palla, ha messo il piede davanti alla gamba di Checchi che a quel punto lo ha impattato. E Iocolano va a prendersi il pallone perché siamo ai 18 metri, spieghiamo, zona piuttosto centrale, leggermente defilata a sinistra, dove finisce la semiluna dell'area, e tanto ci fanno vedere i supporter blu celesti, numerosi anche oggi a tifare
la squadra di Zironelli al Martelli di Mantova. Iocolano se la posiziona, è la sua zolla quella, perché abbiamo visto segnare diversi gol da lì, no? Beh, da in lì, queste 2 stagioni. Tra l'altro i primi 2 della barriera non sono neanche altissimi, perché no, vediamo se sceglie di andare sul palo del portiere c'è oppure c'è il coccodrillo, ma insomma Iocolano probabilmente da lì cerca di alzarla, vediamo. Il coccodrillo come o però c'entra la faccia del coccodrillo per sfigurarlo. Insomma, vediamo se c'è poco spazio per cercare di farla scendere e girare e scendere sul palo alla sinistra, però vediamo un attimino la ricorsa di Iocolano. Bella! E c'è il Miroglans! C'è ancora la seconda fermo però il gioco di... Che punizione ha battuto Simone Iocolano, il mago Iocolano, incrocio dei pali, rivediamo. Mamma mia. E ride se la ridacchia veramente, sì, perché non ci crede neanche. Secondo... l'ha fatta scendere invece, io quasi non ci credevo. Incrocio dei pali ancora, palo, neanche incrocio, palo proprio quasi sotto l'incrocio, esatto. Rivediamo. Ragazzi, tanto così dall'incrocio pieno, ovviamente non ci sarebbe arrivato mai nemmeno con i ratti. Tra l'altro l'ha tirata benissimo perché ha sorvolato i 2 centrali, quelli più alti, esatto. Dove Stefano dicevi è difficile farla passare. Il gioco si è fermato probabilmente su Gans, che Mastroianni era probabilmente fuori gioco quando ha provato a concludere Gans, che è stato perché dopo Tosi ha ancora parlato su Mastroianni tra altre cose. Secondo palo di giornata comunque. Adesso iniziano a diventare 2, insomma, però speriamo che magari loro si siano anche un po' impauriti, perché hanno iniziato bene il secondo tempo comunque, però adesso non riesce a intercettare Masini. Zambatara interviene ma sbaglia il tocco verso Iocolano, Esposito la recupera, Zappa sbaglia il tocco, Zegliak non fare questi errori, perde palla, poi arriva Iocolano che recupera la punizione lo ha svegliato. Dai Simone, essere giocatore della responsabilità anche senza Tordini naturalmente. Mastroianni in posizione di ala, si sacrifica Iocolano. Sbaglia il cambio di gioco. Siamo un po' lunghi adesso, un po', lasciamo qualche spazio di troppo a centrocampo. Attenzione, qui c'è Pau, come cacchio si chiama? Qui sulla destra che saliva Paudice. Il numero 9, dai, lo chiameremo il numero 9. Paudice. Retrovie del Mantova adesso. Tanto mentre andiamo la posta da dietro ci vediamo un piccolo break. Poi facciamo www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Beppe, c'era una riflessione che volevi concludere? Sì, stavo dicendo che fino a seguiamo questa tanto attenzione a destra, palla dentro, anticipato Tosi bene però da difensore, poi Darrell libera, c'era Gans, ma è interessante comunque l'azione, perché cross così basso sai mai quello che può accadere. Intanto svicola qui fallo Risala, fallo tutto da giallo, vediamo il cartellino in mano, mi sembra. Ce l'ha in mano? No, perché non è andato subito. No. Qua Eleven se ci fa vedere, niente, non lo sapremo mai. Ma porco cane. La sforbiciata da dietro, qui il giallo effettivamente se è arrivato probabilmente ci stava. Lo scopriremo a breve. C'è da dire che nessuno delle due squadre sui falli si anima più di tanto, protesta, perché anche adesso insomma Mantovani potevano chiamare il cartellino, ma si vede che hanno capito l'antifona dell'arbitro e hanno lasciato correre. No, stavo dicendo che a metà campo in questo secondo tempo vedo un po' troppi passaggi banali, semplici, lineari, sbagliati, cosa che non era così nel primo tempo. Abbiamo bisogno di essere più precisi e aggiustare. Ma un altro cambio nelle file dell'Lecco intanto? Sì, riparte intanto il Lecco, il Mantova è più... Riesco a vedere se lo dici?
Sì, forse giudici. È più pressante dal punto di vista della l'apertura di Mastroianni per Zigliak, scusa Beppe. Zigliak il cross porta l'anticipo su primo palo Ganz, non è arrivato l'anticipo, poi Masini, vediamo, spostato, non riesce ad arrivare sul pallone, ma c'è Merlisala che tocca. Lecco che torna in possesso, Kraja, pallone preciso per Zambataro, poi il vero, la palla dentro, Iocolano, rigore! No, viene, l'arbitro indica subito la palla, c'è il calcio d'angolo. La palla non l'ha mai vista il difensore. L'ha presa. Iocolano si lamenta, rivediamo il replay. Palla poi travolta un pochino Iocolano, però va prima sul pallone. L'arbitro l'ha ripiazzato bene, però brivido nella difesa del Mantova, ma l'Ecco che ci crede ora sta alzando il giro. Iocolano è andato a terra quasi in contemporanea, quindi si è trattato proprio di frazione. Ha acceso la luce Iocolano. Sì, è stata un'azione bellissima col velo anche. Vediamo se batte questo calcio d'angolo bene. Kraja, vattene da lì. Iocolano va in mezzo, Iocolano un po' troppo, però Tosi si impappina un po', la palla viene tenuta viva da Masini, Ganz la gira, una serie di pallacce, tocco di mano, Ganz si lamenta subito, riesce a rimanere lì Iocolano dopo il tocco di Merlisala. Iocolano cerca il fondo, la palla entra, non ha avuto lo spazio, Iocolano lì è entrato da sinistra, Merlisala ancora riesce a tener lì il Mantova. Bravo Ivan, ha cercato Iocolano di sterzare a destra per trovare lo spazio per il tiro a giro suo, ma ne aveva due andare a sinistra, quindi ha dovuto andare sul fondo. Sì. Però insomma Iocolano è stato bravo anche a portarla sul fondo, a metterla. Gli è mancato qualcuno dell'Ecco che anticipasse, tagliasse sul primo palo. Non ci sono novità nelle altre partite del girone fino adesso. L'Ecco sta spingendo, siamo giunti Luciani al comunque ha un po' perso 59esimo. la partita, perché anche qui c'è un fallo dell'Ecco non fischiato, quindi non è che stia proprio in un momento di lucidità. L'Ecco è tornato però a spingere tanto, siamo al 59esimo, ora chiude costantemente il Mantova nella propria metà campo. Kraja forse un po' stanco, perché non è più forse sarebbe il momento di Lora, no? Esatto, per avere anche per tenere calma. Intanto Mastroianni sbaglia il controllo. Poi però vediamo, c'è Ganz, ma non puoi non arrivare su quel pallone, poi devi mettere il fisico a difendere il pallone, non entrare così, vabbè. Vediamo Merlisala che disturba l'azione di Zappa e infatti lo fa sbagliare. Per fortuna loro continuano a mancare tutta la partita negli ultimi 25-30 metri. Vediamo Zambatore che prova a partire sulla sinistra, Iocolano lo aspetta, scambia due, poi Iocolano il cambio di gioco, Ganz lascia la corrente Zigliak che guadagna la rimessa laterale. Dai ragazzi che sta spingendo l'Ecco, sta spingendo, alza i ritmi, magari Ganz un gollettino lo sbloccherebbe. Lo abbiamo nominato, vediamo. Parte un cross basso. Giudici magari Albino, chi aveva pronosticato Albino? Masini. Vediamo se magari Masini con una botta da fuori. Magari un giudice al posto di Zigliak giusto per avere un po' più di piede nei cross. Almeno gli ultimi 20 minuti sarebbe una carta che giocherei. E Lora per Kraja perché mi sembra un po' calato fisicamente. Anche qua adesso un po' poco lucido in questo senso. Ha commesso fallo. È tentato di liberarsi di una palla che forse era un po' scomoda addosso. Sostituzione. Vediamo, ci sono giudici, li abbiamo nominati. Zironelli che è in collegamento con noi in realtà ci sta ascoltando. Esatto. Guarda che entra là, adesso vi accontento. Attenzione perché il capocannoniere stagionale del Mantova con 3 reti. Sostituirà il peggiore in campo, quindi sicuramente l'uomo che non possiamo nominare, 9, probabilmente sì. Sì, Paudice, invece aspetta, 21 per Paudice adesso al di là della nostra ironia ha toccato veramente pochi palloni, forse quasi nessuno. Kraja per Lora e vediamo se la Zigliak per giudice o Merlisala per giudice, ma sarebbe un po' azzardato. No, io penso che siano abbastanza Kraja, Lora e probabilmente Zigliak. Oppure un difensore Zigliak si abbassa. Ma sarebbe forse un po' esagerato. Sì. Infatti Zigliak per giudici, perché anche Merlisala poi nell'ultima azione ha dimostrato che anche in avanti, dicevamo, può farsi tutta la vita, poi anche magari sfruttando qualche calcio piazzato. Zigliak ha iniziato bene, poi si è un po' spento. Ha avuto quell'occasione di piatto anziché centrare in mezzo. Ma il suo l'ha fatto come sempre, è 2 anni che fa il suo. Da quella parte dove il pensiero era penso più contenere che non attaccare, l'ha fatto bene. Sì, infatti si è spinto poco in avanti. Adesso vediamo Giudici perché ha dimostrato nelle ultime partite di avere gamba, anche lui come di Mastroianni abbiamo detto nel corso di queste prime giornate di campionato, un altro giocatore con cui rispetto però all'anno adesso scorso. Esposito in posizione offensiva
attacca Enrici, cerca il fondo, Enrici lo chiude in rimessa laterale, bene, bravo. Rimane davanti al Mantova. 62esimo, intanto sempre 0-0. Zeglia che secondo me ha molto più senso con Tordini in campo, perché davanti a lui ha sempre un giocatore offensivo, invece così da esterno col 3-5-2 tocca a lui offendere. Ha subito molto l'uscita di Tordini proprio da un punto di vista tattico. Cioè dovendo offendere a quel punto lui è un po' più limitato tecnicamente. Invece comunque insomma Giudici può andare a guadagnarsi con la corsa, con gli esatto. spazi, no? Che... Giudice è un esterno. Allora Mantova è chiaro che lascia molti meno spazi perché è un po' più arroccato dietro, ha perso molti metri in campo. Probabilmente questo è un po' il motivo per cui pareggia così tante partite il Mantova, no? Cioè nella ripresa evidentemente è stata forse una scossa di terremoto a Mantova, a essere un po' guardingo, perché diciamo così, perché la telecamera di Leven ha ballato per qualche secondo in maniera, tranquillizziamo tutti, in maniera Titanic, però no, ma attenzione per Mantova che attacca adesso sulla sinistra, Darrell si butta per terra, si butta tranquillamente, spudoratamente. Vediamo Eccolo, qui è giallo, dai, su fuori, sì, per Gerbaudo mi pare. Sì, dalla pettinatura mi è sembrato Gerbaudo. Sì, dalla pettinatura al contrario Gerbaudo. Allora Gerbaudo ammonito ed è il secondo dopo Milillo nelle file del fallo tatticissimo, trattenuta. Però insomma, se alla prima palla che tocca Giudici e cerca di partire arriva il giallo, insomma, un buon presagio. Sì, buon presagio assolutamente su come può essere entrato in una partita. Comunque calmi, perché comunque siamo al 63esimo 0-0, quindi c'è tutto il tempo, sì. Non sbilanciamo, ci stiamo lì tranquilli. Ragazzi, che una vittoria oggi sarebbe estremamente importante anche per la classifica, visti i risultati delle altre, perché insomma su Tirolo ha pareggiato. Riballo, attenzione, ripartono in massa. 2-0, raddoppiato col Trento. Ripartono in massa, Gerbaudo rallenta un pochettino, favorisce il Lecco, ma anche se poi cerca l'accelerato in linea di fondo, miracoloso, Enrici era chi era Enrici? Poi dopo c'è un tentativo di conclusione. No, Mazzolati, è stato miracoloso Mazzolati nella interpretare. Sì, perché vediamo di rivederlo. Iocolano va a parlare intanto con. Vediamo. No, qua ci fanno rivedere solo questa è solo la conclusione con la deviazione in angolo. Di Messori deviata. C'è stato hanno dato il tocco di mano? Dai. Francamente da qua non abbiamo visto. Per quello di Iocolano prima era ancora protestare per prima. No, allora sì, ci stava. Pissardo attaccato, forse con un fallo. Si lamentano i giocatori del Mantova, non abbiamo capito perché. Rimessa per il Lecco. Rimessa dal fondo. Pissardo mi è sembrato disturbato non so, probabilmente dai giocatori del Lecco a questo punto. Comunque. C'è da dire che rivediamo Pissardo che non esita a uscire tutte le volte che lo fa fino ad ora, insomma ha dimostrato di essere determinato e lucido, ma soprattutto di non sbagliare il tempo di impatto con il pallone. C'è un'altra scossa tellurica a Mantova, perché la telecamera balla il ciaccio. Sì, ma è già 10 minuti che ha dei mancamenti il cameraman. Sì. O ha freddo e prema un po'. Sta litigando con la telecamera. Intanto bella l'entrata di Enrici ha riconquistato palla, Iocolano trattenuto, fallo, altro giallo. Fallo tattico. Adesso ha cambiato indirizzo. Diciamo che questi perché sono falli leggeri, lievi, ma sono tattici da munizione, sono giusti. Il problema è quando è andato a interpretare il gioco falloso, che i fratelli con Malgrati stanno rivedendo qualcosa, non so se magari un cambio a breve. Intanto ce lo prendiamo noi un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. And I'm feeling Less normal, more Mokka. L'energia di domani è Opel Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco. Salaluciano.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
Entriamo con il Lecco in avanti, giudici dalla destra. Un po' alta, Zamba. Quanti stop abbiamo mancato oggi in zone di campo importanti? Questo è C'è stato il cross lungo destra e sinistra per Zambataro che ha proprio mancato totalmente. Impressione, Masini ha pochi compagni liberi di là, giudici preferisce ripartire la zona di campo il Mantova per essere Mantova che adesso è palesemente un 4-5, anzi 5-4 ragazzi. Sì, più passa il tempo più si chiudono dietro loro. Pareggio naturalmente a loro muove la classifica, muoverebbe la classifica, sarebbe Brodino, ma che si prenderebbero volentieri loro. Ganzi si gira benissimo, il cross dentro in difficoltà Milillo, angolo, bravo Ganzi, degna di nota. Degna del nome. Col sinistro ha saltato il proprio marcatore in un fazzoletto, bravo. È riuscito a crossare il mezzo, è intervenuto il difensore che ha ciabattato. Perché se adesso nel tempo di pandemia non si può più dire in un fazzoletto perché diventa in mascherina. Allora, calcio d'angolo per il Lecco, seguiamo al di là delle nostre angolo della destra. All'alta un paio di travolti tutti quanti, non si è capito. C'è stato un crollo totale dei difensori, però in queste situazioni si sa che non succede niente, no? L'altra scorsa di terremoto ha buttato giù tutto. Noi abbiamo guardato anche l'Istituto Nazionale di Geofisica, non ci sono scosse in questo momento, rivediamo? No, è che praticamente il giocatore del Mantova era a terra per qualche motivo poi tutti e Mastroianni nel saltare poi è incespicato, ma non si può andare a fare del genere, quindi vabbè, comunque mancano circa 22 minuti più eventuale recupero al termine di questa partita che rimane ancora molto molto aperta. Colano, bravissimo. Infatti, loro non disdegnano ogni tanto di provarci, quindi però Lecco sta facendo la partita anche in questa ripresa. Zambataro allunga la falcata e qua non riesce. No, non è riuscito a controllare. Comunque ha fatto un recupero eccezionale. Quando accende il motorino Zambataro ha pedalata assistita. Deve sfruttarlo un po' di più. Sì, diciamo ha avuto poco spazio proprio per lanciarsi oggi, Adesso c'era quasi riuscito, adesso è confusa, esce bene Mantova, Buccione apre alla grande su Zappa, su di lui Giudici, cameraman che ha qualche mancamento ancora, Giudici, Zappa si incarta, Lecco che prova fermato bene da Milillo che tiene viva l'azione per il Mantova. Peccato. Dalla sinistra, scusate, Darrell rimessa laterale in zona d'attacco per il Mantova. Qui Jocorano ha cercato un dribbling, una giocata difficile e non è riuscito ad andare via. Tanto ancora perdendo i tifosi blucelesti che ovviamente con le torce fanno un po' di effetto scenico. Sì, nella penombra del tramonto. La sera che incombe su Mantova. No, a calcio d'angolo alla fine. Citazione virgiliana, Stefano. Un tramonto con la sera. Hai visto? Ogni tanto anche io. Calcio d'angolo alla fine probabilmente assegnato dall'assistente che ha fatto cenno a Luciani. Palla dentro, stacco ancora in angolo di Enrici. Soffriamo in questo frangente con il Lecco tutto dietro, naturalmente secondo calcio d'angolo per il Mantova che porta avanti saltatori. Sì, perché il Lecco non è capace di gestire il pallone, quindi deve andare a fiammate e negli intervalli lascia al Mantova qualche spazio. Adesso era Pissardo con i pugni, mamma mia, che salvataggio, e ancora tutto regolare. Adesso vediamo grande protesta di Merlisala, c'è un giocatore del Mantova a terra in area di rigore, in piena area di rigore. Merlisala abbastanza Milillo, calmo ma incazzato. Sì, comunque spieghiamo perché ci sono state due conclusioni, adesso le rivedremo dal calcio d'angolo del Mantova e due salvataggi sulla linea del Lecco. Il primo, Campanile, poi Pugni Pissardo e poi ci prova prima un giocatore Marzorati, sempre Messori, Marzorati e poi Pissardo. Di testa è andato il giocatore angolo, Pissardo coi pugni. Vediamo Masini evita l'angolo, ma via, buttala. L'occasione migliore comunque per il Mantova della partita, mi pare di poter dire, doppia. Da registrare il 71esimo. Per loro dico. Sì, nata da un pastrocchio di difesa solito. Sì, ma è stato sfortunato Pissardo perché nella ribattuta di pugno ha colpito un giocatore del Mantova sulla schiena che stava rientrando. Entra Pinton ed esce Zibert per il Mantova.
quindi in cambio a centrocampo con Zibert che non è riuscito a gestire le operazioni, cambio forse un po' tardivo, meglio per noi. Sì, poco. È andata bene, sicuramente è andata bene. Visto poco Masini. Chi? Scusa, Zibert. Sì, fallo che ha fatto. Un'altra scossa tellurica a Mantova, continua a essere bombardata da questo terremoto. Sì. Poi c'è qualche telecamere. Attenzione che qua il Mantova via bene, continuano tra l'altro a finire a terra i giocatori del Mantova, un po' qua un po' là. Ma Mastroianni riesce? No, non riesce a... Appoggio al portiere Mastroianni che cade anche lui. Succedono cose a Mantova perché si muove tutto, c'è un momento a terra. Buccione a terra. Sì. C'è un momento... molta confusione in campo, noi ci prendiamo un piccolo break per fare un po' di pulizia mentale. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Finisce 0-0. Una partita che si è impantanata ora sullo 0-0, siamo al 73esimo. E Lecco le occasioni le ha avute. Non le hai capitalizzate. Adesso occhio a non rischiare. Sì. Perché la beffa di Vercelli l'abbiamo già pagata, diciamo. Anche di Fiorenzuola, se vogliamo, no? Sì. La partita è andata un po' in maniera diversa, però tanto brucia ancora con rigore, ha detto francamente, perché è stato molto molto generoso. Feralpi Sadò che dilaga 5-1 contro il Lendelli. Non c'è fallo. No, Ganz non è riuscito a intercettare un pallone che era anche abbastanza fattibile. Vicenza 2-1 perde in casa con la Prosesto. Pergolettese vantaggio 1-0 sull'Albino Leffe, questo è un risultato pesante. Questo è un risultato per la classifica pesante. Perché perdono punti oggi Albino Leffe sul Tirol, vince la Feralpi Salò che sale al terzo posto momentaneamente perché le partite non sono ancora finite. È per questo che dobbiamo crederci ancora. Poi in attesa stasera di sapere cosa faranno. Dai, ma no. Sbagliato un controllo facilissimo, c'è rimessa laterale, si è piazzata la difesa del Lecco, ma a questo punto sinceramente toglilo, cioè sta solo facendo danni. Ma con una vittoria il Lecco aggancerebbe il Sud Tirolo a quota 18 punti, si manterrebbe davanti alla Feralpi Salò, in attesa naturalmente del Renate di stasera, quindi avrebbe un virtuale secondo posto possibile. Domanda da uno che in settimana non riesce a stare dietro: Morosini a che punto è? Ci ho pensato prima, poi abbiamo cambiato discorso, non l'ho più detto. Perché forse è quello che potrebbe avvicinare di più il gioco del Lecco a quello contro Zini. Possiamo dirlo che è un po' un oggetto misterioso adesso Morosini. Io me l'ho anche un po' diciamo tra virgolette dimenticato. Ha giocato un paio di ispezioni, infatti tant'è che non lo consideriamo più quando diciamo chi può entrare, no? Per cambiare la partita. Poi è un giocatore molto importante. Cioè, in teoria potrebbe essere uno che gioca come può fare io con l'anno. Attenzione, ne è entrato Pissardo protetto nell'uscita. Era Pinton che è entrato al posto di Zibret. Sì, che si è messo mezz'arma di destra con Messori probabilmente che è andato al centro. No, Zibret è un altro che comunque dovrebbe essere il perno in centrocampo, si è visto poco onestamente. Al centrocampo io l'unica volta che l'ho visto è stato in un fallo abbastanza... quando è uscito no, quando è uscito sì. Vabbè, nel fallo che aveva determinato anche avrebbe potuto determinare un possibile cartellino giallo che poi bravo, vero. Non si è concretizzato. Adesso siamo giunti al 76esimo. Abbiamo da rivedere anche in questa fase di partita. Zambataro, palla lunga sbagliata. Lo stesso Zambataro tira una pallaccia in profondità a cercare Masini, anzi Mastroianni che si era defilato a sinistra, ma insomma impossibile da raggiungere questo pallone per lui. Qui ci vuole la classica fase di stanca della partita in cui il Mantova si è seduto un po' come l'ha fatto per tutta la Mantova partita. Portare a casa lo 0-0
va benissimo. Sì. No? E il Lecco c'è da dire che perso- anche noi evitiamo di perdere. Quello Sì. assolutamente. E anche il Lecco ha perso quella lucidità del primo quarto d'ora in cui sembrava poter... l'abbiamo chiamato, Morosini. si vede che Zironelli ci sta Quest'oggi ascoltando. Zironelli c'è un collegamento aperto telefonico. Anche con Mister Invernizzi spesso e volentieri noi parliamo, poi dopo o ci vediamo benissimo noi, quindi Paladetto Ganz! Scusa perché è una sfirma il 2-1, la sua azione 1-0, scusate, la sua Ganz, Mastroianni di fino, la palla a Ganz Tu l'avevi chiamato di voi, Stefano. la palla in profondità, lui è riuscito a scappare dietro all'avversario, azione alla Ganz, Maurizio e segna sempre lui. e l'ha messa sul primo palo con Tosi che Bella. non le vediamo, Ma sai che ha tirato nella vista? ma guarda che Mastroianni che giocata che ha fatto, poi Ganz che scappa davanti al difensore e la mette sul primo palo. Bene, classico mancante d'area di rigore sul filo fuori gioco, proprio di mezzo centimetro, magari lo abbiamo chiamato, lo aspettavamo. Non si poteva vedere questo fuorigioco se anche ci fosse stato, era praticamente impossibile da vedere, quindi ben venga. È passato tra i due centrali, proprio Galli e Morosini, davanti a quello di sinistra e dietro a quello di destra, proprio è stato una tempistica perfetta del primo suo gol in momento. celeste per Ganz, giusto? Il passaggio è ancora più bello perché il passaggio è stato millimetrico. Mastroianni dentro a Morosini. Mastroianni, applausi per Mastroianni che fa un assist Zambataro ancora una per volta. Galli, quindi va Non ho seguito, Zambataro per Galli, ero quindi va ancora- Felice a sinistra probabilmente e Masini a destra, con Galli centro insieme a Lora e Morosini davanti insieme a Ganz e Iocolano. Sicuramente va a rimpolpare un po' quello che è il centrocampo, no? Sì, Masini è qua esterno, Sì, Galli, Masini si Lora allarga, bravo, sì. e giudici di qua con Morosini che fa trequartista insieme a Iocolano. E vediamo se finalmente... Bravo, l'hai chiamato e insomma lui ha Ganz, risposto. bravo, siamo contenti di questo gol di Ganz. No, stavo dicendo bravo Stefano Legati, ma lo diceva Calvino tra primo e secondo tempo che il suo gioco è questo. Mastroianni però signori. Mastroianni che sta giocando anche come assist man e come rifinitore, davvero. Ma ha messo una palla difficilissima e perfetta perché è proprio misurata al millimetro. Tra l'altro dalla distanza, tentativo di cross adesso Lecco che rimane lì davanti, vedevo la distinta del Lecco, insomma Emrici con la M e Mastroianni con una N. L'avevo notato anch'io, su 11 giocatori riesce a sbagliarne 2, non era facile. Non è un problema. Va bene così, sbagliassero tutte le domeniche e il risultato portasse bene, no? Così. Esatto, fosse il finale, fosse questo, insomma. Bravo Ganz che si sblocca con la sua prima rete in blu celeste, porta in vantaggio il Lecco, dai ragazzi che dovrà aprirsi un po'. A fine della classifica questa vittoria sarebbe molto pesante. Tra l'altro Mastroianni che ha avuto sulla palla l'azione fotocopia del gol col Padova, peccato per un controllo così perché sennò si sarebbe potuto involare ancora una volta. C'è comunque permettimi di dire tanto nella sua partita, comunque tanto dentro la sua partita perché no ma non era la mia affermazione in senso negativo, ma tutt'altro. Ha avuto anche la possibilità di trovare la rete lui. Una cosa poi volevo giusto, visti questi cambi, sottolineare come probabilmente abbia la riserva infinita Masini, perché si è fatto una partita a tutto campo durante tutta la partita e adesso viene spostato esterno e dovrà farsi tutta la fascia avanti e indietro a 10 minuti dalla fine, quindi vuol dire proprio bello il tabellone grande e luminoso con su 0-1. assolutamente sì, non conta niente in paragone, però un po' di vendetta. Sai che lo stavo pensando anch'io. Non conta meno di niente. Però insomma chiaro, a distanza di 9 anni torni lì. Ecco, diciamo che se aver avuto quella cosa 9 anni fa ha creato poi Lecco Ginatese 3-2 o Ginatese Lecco 2-3 ed essere adesso in queste condizioni in Serie C che comunque hanno una società forte, la possibilità di nasce anche da attenzione no, non da tocca cross dalla sinistra quando entrano in area
Questo cross, una tega come si dice in gergo, per il giocatore che non è riuscito ad arrivare all'intervento aereo. Allora Fausto ci fa cenno, ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Allora rientriamo in cronaca. In cronaca stavamo ripercorrendo un po' ovviamente la cronaca la storia recente del club Luceleste. Seguito quella playout di Mantova. Aspettiamo a fare la fine partita per dire chi no, però quella è storia bella. Per dire che tanto entra. Vi risparmiamo i nomi dei personaggi. Panizza, allora Panizzi per il 17 Esposito. Vi risparmiamo i nomi. Il 31 non ho visto chi era. Insomma una selva di cambi, adesso li ricostruiamo. Però stavamo un attimino ripercorrendo che sì, come dicevi giustamente tu siamo passati attraverso vicissitudini che però poi ci hanno portato adesso ad avere una società stabile in Serie C. Divertirci, poter sperare di andare di Olginate, insomma ricordi positivi, bello, no? Contropiede, però siamo dovuti passare anche in mezzo a cose piuttosto spiacevoli, diciamo avventurieri, alcune cose come Fausto che mi guarda dal vetro quando a Draw 05 ci siamo detti guardiamoci chi è qua che poi ne riparleremo. Quindi hai citato Mister Cuoghi di cui mi ero quasi dimenticato. I primi 6 mesi prima di Bertolini, quando poi scappò, diciamo così. Vabbè, comunque. E poi appunto ci siamo goduti anche i 6 mesi del Beve. Che, evidentemente stiamo anche un po' romanzando perché sta succedendo poco in questo momento in campo. C'è un calcio di punizione adesso per fortuna, perché adesso invece c'è un calcio di punizione interessante del Mantova. Attenzione, seguiamo. Intanto eccolo qua. Tabellone 0-1, tabellone che ci viene mostrato dalla regia, 84esimo ormai. Bello grande, bello luminoso anche, attenzione, no? Però qui adesso c'è anche Morosini che può aiutare però questa punizione. Morosini che non ha avuto ancora modo di toccare palla dal suo ingresso in campo, può aiutare nelle retrovie, intanto qui dunque non ci aiuta un po'. Non ci aiuta nella valutazione per capire come sta Morosini, perché ancora non l'abbiamo la battuta altissima. No, la finisce in rete, è tutto regolare, incredibile. Arriva il gol del Mantova con De Senco, eccolo, proprio lui l'avevamo detto, giocatore praticamente quella che è stata buttata nell'area piccola, sembrava 10-15, io l'avevo data fuori perché era altissima sul secondo palo, poi invece spiovuta proprio all'improvviso, è stata colpita da un giocatore sul secondo palo di testa, vediamo chi, e poi dentro è successo di tutto in area. Poi rimane lì, è proprio lo stesso De Senco, ma come fa? No, non ha segnato De Senco, perché De Senco colpisce di testa. Gol del Mantova, neanche c'è stato un mischione nell'area piccola. Il 5 forse anche addirittura un autogol, sai? Non è chiaro. Secondo me è autogol, sì. Perché poi la palla viene ributtata dentro da De Senco davanti alla porta, sono tantissimi. E c'è un tocco, poi alla fine la palla entra dentro battendo Pissardo. No. Probabilmente è l'autogol di giudici, sembra. Cioè abbiamo fatto. Ma questo è proprio. Questo è l'Lecco di quest'anno. 10 occasioni un gol, loro 2 occasioni un gol. Cioè noi siamo stati lì a fare un'azione stupenda per andare in gol. Questi qua un mischione sotto porta. Come quello che tra l'altro non siamo riusciti a segnare nel primo tempo. Esatto. Quando è arrivato il giudice. Attenzione che adesso non è ancora finita. Tordini. Vabbè, allora placchiamo a moda di wrestling, cos'è sta roba? Pissardo rilancia. Beh, non è finita. Da ambo le parti non è finita, quindi. Quello che mi scoccia è quello. Abbiamo fatto un'azione stupenda per andare in gol. E lì un mischione sotto porto. Abbiamo lavorato 80 minuti per traversa, gol, non gol, azione, e allora il primo mischione hanno fatto. Ma è quello che dicevamo alla fine del primo tempo, ci manca a noi questo o andiamo di fioretto di qualità? Attenzione, lancio, Tosi fuori area. No, ma in gioco è fermo. Fuori gioco.
No, comunque di certo siamo sicuri che il gol non è di De Senco, perché la colpisce di testa. Era in poi porta rimane lì, praticamente sì. De Senco. La colpisce sul secondo palo lui di testa, la rimette dentro davanti alla porta, poi mischia furibonda con 3 almeno giocatori del Mantova e altrettanti, 4 forse difensori del Lecco, o chissà chi la tocca, non lo sa nessuno. Fatto sta che siamo 1-1. Secondo me io ho visto una gamba di un giocatore del Lecco calciare, probabilmente invece che liberare l'ha tirata in porta. Poche storie. Anche perché i giocatori del Mantova che potevano tirare, a parte il 5 mi sembravano dietro la linea del Lecco, a parte che erano tutti linee a 1 metro dalla linea perché di loro porta. vogliono vincere. Sì. Messori, qui c'è l'intervento di Giudici, giallo, c'è un fischio, c'è il fallo e anche l'ammonizione per Giudici. No, Giudici no, perché aveva le scarpe rosse, quindi là non mi è sembrato di vedere uno con le scarpe rosse. Intanto no, è lui che ha fatto quell'entrata lì. Sì, beh, è entrato sul pallone e poi ha colpito con le ginocchia sullo slancio. Diciamo un po'. Sì, beh, adesso volete vincere, come si dice dopo? Cioè stai già vincendo, non fare il fenomeno. Perché per loro il pareggio un po' è una vittoria. No, adesso noi dobbiamo stare concentrati perché si è spento poi l'Ecco poi dopo, no? l'88esimo anche lo stesso Iocolano, una partita del genere, una gran partita, con una partita del genere riesci finalmente a sbloccarla e poi te la pareggiano così. Attenzione perché siamo all'88esimo, un'altra punizione per loro, veramente. Secondo palo, mette fuori di testa Merlisara. No, fermo, fallo. Cerchiamo di capire anche chi c'è tempo, comunque, no, c'è da dire una cosa, che loro sulle punizioni si buttano tutti, sono in 11 ma il problema è siamo noi, perché noi dalla prima partita di campionato abbiamo sempre sofferto sugli angoli e sui calci piazzati. Sì, contrario a noi che purtroppo sugli angoli non siamo mai determinanti. Brucia ancora il palo di Iocolano. Ma tante ne brucia. Ne bruciano tante in questa partita. 2 pali, sì, sono bastati. Dai che c'è ancora spazio, eccolo Iocolano. A Ganz. Bella l'apertura per Morosini che ha un po' di lo stop, quindi, no? tempo per guardare, mette in area, ma anticipo su Iocolano. Tiene viva l'azione Enrici. Vediamo, mette giù il pallone, non è perfetto, infatti l'Ecco che riesce, ma no, non riesce lo scambio Morosini, rimpalli. Poi c'è il fallo di Gali, non fischiato, sbaglia però il Mantova in contropiede, anche se l'Ecco è riuscito a schierarsi. 89esimo. Ci sarà probabilmente un robusto recupero. Sì. Baudo sulla sinistra, vanno con Zappa. Poi arriva anche l'altro neoentrato, ma pare che si perde sul fondo. Quando devono organizzare un'azione non ci sono. Non è che siano proprio dei fenomeni, anzi. Tutt'altro, loro hanno... Guccione il marcatore del gol. Sì, Guccione che non era lì. Si conferma anche Matteo. Sì, no, infatti Fausto mi dice... Conferma anche Matteo, sì. È la cronaca. Allora avranno sicuramente ragione. Era difficile da qua veramente capire chi potesse avere toccato, perché c'erano almeno 20 gambe possibili. Perché poi davanti alla telecamera, insomma, si è visto, c'erano tanti giocatori e di conseguenza... Sì, De Senco, come dici tu, è colui che ha messo la palla dentro e ha creato praticamente il casino, perché... Sì. A quel punto erano in francamente io un pallone così lungo io l'avevo battezzata fuori subito, anch'io come te, cioè, proprio... l'avevo data, vabbè, Salek, Enrici, Zambataro, Giudici, Morosini. No, non puoi perdere, fuori. E adesso ovviamente loro si prendono fuori di tanto così. Ma no, ma non è tu, l'hai portata fuori tu, dai. Vabbè, comunque rimaniamo davanti in questo recupero, iniziato il primo dei 4 minuti di recupero. Però Morosini quella palla lì non puoi perderla, la devi giocare subito su un compagno. Diciamo che fa capire anche perché entra al decimo della fine, allora. Non ne ha ancora molto. Non è ancora lucido. Fallo su Masini. Ecco, può chiudere davanti, dai ragazzi, che una volta sarebbe bello andare. Non è un fallo proprio. Una volta sarebbe bello fare uno scherzetto nel recupero. Sì, veramente. Allora, ha toccato pochi palloni dal suo ingresso, Lora, tra l'altro. Tocco per Enrici,
Bello il tocco per Morosini di Ganza. La battuta anticipato proprio. No, non puoi fischiare sto fallo, che la Gerbaudo si è rotolato per terra. Come cadi Stefano, l'arbitro fischia. Chiuso proprio all'ultimo momento, lì avrebbe potuto lanciare Morosini da lì, con questo. È stata sicuramente un'occasione molto pericolosa. Ma era un po' lento nell'arrivare, non l'ho visto arrivare. E non ha proprio ancora il passo Morosini, cioè niente da fare. 2,30 alla fine, però tenere alto il livello. La fallo su Iocolano evidentissima. Sarebbe anche un cartellino. Ti arriva rosso. Giallo. No, pensavo rosso per cumulo, perché non era da rosso questo. No. Gli ha proprio strappato, fosse un riflesso. Gli ha strappato i calzoncini. Sì, sembrava un riflesso rosso. Guarda. Sì. A momenti le lascia in mutande. Dai, fate una mischia come loro, una palla dietro, una bella confusione. Siamo molto lontani. Siamo lontani, siamo 30 metri oltre forse dalla porta di Tosi. Adesso va bene tutto, fallo pensare di una battuta, confusione, gol di confusione. Pensare una battuta in porta da lì esce un po' difficile, però vediamo se Morosini estrae dal cilindro qualcosa. Sì, quantomeno uno schema fatto bene. Beh, il fatto che vada lui e non Iocolano mi lascia intendere che forse, vediamo, no, va dritto in porta, Morosini, e impegna Tosi che non si fida e la tocca. E dai però adesso anche su sto angolo, va Morosini ancora. Sì, è stata una palla a scendere. Sì, un po' lenta, però è stata all'ultimo. Sì. E Tosi non si è fidato, neanche lentissimo tutto sommato. Sì, no, era proprio sotto la traversa, Sì, anche perché se poi l'avesse lasciata lì era arrivato Iocolano, mi pare. Dai. Vamos dai dentro, su. Palla dentro. Braccio netto. Poi va la conclusione animata del 31, ragazzi, dalla panchina. L'ha controllata con la mano, non vederla, adesso l'ha portata. Ma dai, non l'hanno visto, vabbè. Sì, ma neanche i giocatori. Li vediamo? No. Ma neanche i giocatori del Lecco l'hanno visto. Cioè, sì, perché nessuno ha protestato. Poi Masini in recupero sul numero 31 che è andato alla confusione. Sembrava evidentissimo il fallo di mano di Piovanello. A questo punto sarà stato petto. Perché, cioè, proprio, cioè, l'ha aggiustata con il braccio, è abbastanza evidente. Ma è sembrato proprio che la portasse avanti col braccio. Sì, il movimento è proprio il classico. Vabbè, comunque siamo al 94esimo, pochi secondi alla fine. Calcio di punizione, vediamo se Lecco ha tempo di buttarla dentro. Siamo però da tutt'altra parte, siamo nella metacampo blu-celeste. Si pissa. Vabbè, questa è pugno in faccia Enrici. Lecco insomma non ha tempo di protestare perché finisce qua. Non ce la fai battere nemmeno la punizione. Vabbè. Finisce 1-1, niente, non fa neanche giocare l'ultimo secondo. In tutto il discorso comunque Luciani veramente imbarazzante. Cioè, l'ultima azione doppia del Mantova è stata una cosa imbarazzante, il braccio per il contropiede e il pugno in faccia qui. Sì, il problema è che i giocatori del Lecco non protestano. A breve ci collegheremo. Mi sembra strano che non abbiano visto. Mi sembra strano che non abbiano visto il controllo. Tanto andiamo a vedere anche quelli magari che se faranno mai un replay, ma non penso. Che rabbia, veramente un finale un tiro in porta, cioè, ma non è stata neanche un tiro, neanche un tiro, una confusione. Dicevi tu Beppe Fiorenzuola, giusto? Il rigore uguale. Tanto noi a breve ci collegheremo con Albino dello Stato. A questo punto per fortuna che non abbiamo, meno male che non abbiamo perso, perché sono due partite veramente alla nostra portata abbondante, questa soprattutto più di Fiorenzuola. Questo è Lecco, insomma ce l'ha messa, volitivo, impegnato, per certi versi anche lucido in avanti, sfortunato anche. E sfortunato, sì, perché non dimentichiamoci che due pali quante volte batte e poi entra. Sentiamo se c'è Albino. Mi senti? Assolutamente sì. Allora stavamo commentando qui dallo studio Albino con amarezza, perché è una partita giocata bene comunque dall'Ecco, però poi quando tra pali, sfortuna o comunque le occasioni non le chiudi, il calcio è questo, mischia davanti alla porta e ti fanno l'1-1. Sì, certo. Naturalmente chi è che ci ha messo in difficoltà De Cenco? Sì.
Giocatore che ha ripulito, diciamo, un calcio di punizione che non era irresistibile, con quel tocco di testa intelligente davanti a Pissardo, e lì si è visto. Intanto vediamo le belle immagini con cui i nostri giocatori che vanno a prendersi l'applauso dei supporter blucelesti, no, sotto la Sì, ma allora, per come ospite. si è messa la partita, diciamo dal punto di vista anche del risultato, delle azioni che sono state significative, e possiamo fare dei gol. Poi queste partite qui, se non le chiudi, rischi anche di perderle. Assolutamente. Due pali, lo abbiamo detto, colpiti dai giocatori del Lecco. Mantova che ha creato veramente poco, eppure è riuscito, no? Forse abbiamo capito anche perché la squadra che pareggia di più è il sesto pareggio in campionato per i virgiliani, che è una squadra comunque che a un certo punto si chiude, inizia a fare un gioco anche abbastanza maschio, quindi è una squadra difficile da affrontare. Lecco che però comunque forse Albino deve, questo pareggio dà comunque convinzione, Sì, da convinzione, però deve diventare più cattivo davanti, perché deve avere dei giocatori che quando arrivano lì davanti alla porta non è che devono pensarci 1 o 2 volte, devono stoccare, punto. Sì, assolutamente, serve maggiore concretezza, è qui che deve andare a guadagnare qualcosa il Lecco, perché per il resto anche oggi la prestazione c'è stata, quindi non c'è assolutamente niente da recriminare da quel punto di vista. Certo che se crei però così tanto e poi alla fine fai un gol solo, tra l'altro il gol bello l'abbiamo chiamato alla fine del primo tempo Ganz, e ha fatto lo spunto da Ganz con quel gol, quindi si è sbloccato anche lui. Va bene Albino, niente, veniamo via da Mantova, verrete via da Mantova voi proprio fisicamente con un pareggio, però vabbè, questo è il calcio, come diceva un altro, no, qui a Lecco, quindi è già la seconda volta che lo citiamo. Sì, lo citiamo. Grazie Albino, allora ci aggiorniamo in settimana allora per il turno infrasettimanale. Grazie Albino, ciao, buon rientro. Naturalmente giovedì sera la partita del Lecco, lo ricordiamo in casa, alle ore 21. Un giro finale con voi anche ragazzi, perché una partita questa che lascia l'amaro in bocca. Albino diceva ci manca qualcosa davanti, ne parlavamo anche alla fine del primo tempo qui in studio, manca un pochino di cattiveria per dare modo di concretizzare le occasioni che crei. Guarda, io riprendendo la famosa frase bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto, lo vedo 3/4 pieno, perché in fin dei conti abbiamo fatto 2 pali, un'azione da gol bellissima, abbiamo avuto occasioni. Il Mantova non ha fatto totalmente niente, assolutamente niente per tutta la partita, e Stefano mi stava segnalando appunto che il gol sembra che sia stato Marzorati, quindi un autogol. Purtroppo non riusciamo ad essere, tra l'altro è il primo pareggio della stagione, non riusciamo ad essere determinanti o quantomeno ad essere concentrati fino all'ultimo, perché a questo punto le reti subite negli ultimi minuti cominciano ad essere tante e pesanti, quindi probabilmente sono 9 gol subiti in generale. Quindi secondo me non è più un caso, ma diventa una questione di concentrazione totale fino ad oltre il 90° minuto. È un peccato, perché ci stava abbondantemente la vittoria, e d'altra parte però meglio questo pareggio che il risultato beffardo di Fiorenzuola. Assolutamente. Sei d'accordo? Il Lecco deve andare comunque lì a migliorare? Sì, diciamo che quello che dicevamo prima della rete di Ganze era, almeno io dicevo, portiamoci via almeno un punto intanto, perché viste le situazioni sappiamo che le beffe ci stanno arrivando. Bisogna forse iniziare a pensare bene cosa si vuole fare di questo campionato, perché se vuoi puntare veramente alle prime posizioni devi mettere un riparo a tutti questi gol subiti sempre su mezze palle, mischie, palle spesso da calcio da palle inattive, magari inserendo un po' più di esperienza, non lo so se c'è un motivo di esperienza, però perché il Lecco comunque così sta giocando bene, fa i suoi punti, certo, niente da dire, però se vuoi fare quel passo successivo, come dicevi tu Stefano, forse neanche in onda, serve proprio la rabbia agonistica di voler azzannare fino all'ultimo, attaccare fino in fondo, fino all'ultimo, cioè non basta aver trovato il bel triangolo che ti ha portato alla conclusione, devi segnare. Sono d'accordo con te. Quello che ha fatto, cioè, tra tutti i difetti o i problemi che ci sono stati a riguardo di Ganz invece ti presenta proprio questo, ti dice
Io faccio schifo tutta la partita, sbaglio 50 stop, mi dai una palla, l'ho buttata dentro. Sì, no, sono d'accordo. Cioè bisognerebbe forse imparare un po' di più appunto da Ganz. Ok, allora siamo in chiusura, vi salutiamo e vi rinnoviamo l'appuntamento con LCN Stadio giovedì sera per Lecco Renate, vado a memoria, adesso non ho sotto mano, però alle ore 21 giovedì, posticipato. Niente, ringrazio allora Beppe Mazzoleni, grazie Beppe. Ciao a tutti. Alla prossima, grazie anche a Stefano Menegatti. Ciao a tutti. Grazie in regia a Fausto, che ritroviamo naturalmente per il prossimo match del Lecco. Allora anche da parte mia, da parte di Stefano Brotta, una cordiale buona serata e buona domenica. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.